Allora, prima di leggere questo bel libro, Il leone alato, una storia di oggi sulle ali del passato, e presentare i graditissimi ospiti, volevo avvisare quelle persone che mi chiamano anche in diretta, che mi dicono che hanno bisogno di parlarmi, di dirmi delle cose, perché io chiamo al mattino e voi non mi rispondete. Allora Mirella chiama verso le 8:15, 8:20, 8:30, perché dopo non ce la faccio. E quando vedete lo 0422 a quell'ora è Mirella che vi chiama, ma se voi non mi rispondete, io non posso star là a scrivere il messaggio, aspettate che mi rispondete, non posso farlo. Perciò quando al mattino vedete 0422 prefisso, è Mirella che chiama a quell'ora, ma se non mi rispondete lo dico a Paola da Padova, che aveva chiamato in diretta dicendo che era sola, che aveva bisogno di aiuto. Paola, io proverò anche domani mattina, vediamo se mi rispondi, perché ripeto non ho tempo di mandare messaggi. Se riesco faccio quello che posso aiutare, però dovete rispondermi al telefono al mattino. Se sentite che non è Mirella mettete giù, punto, però rispondete almeno le persone che mi chiamano e che vogliono parlarmi. Detto questo, leggiamo questa paginetta di questo bel libro per capire l'importanza anche dei valori, dei progetti dei giovani, se sono accompagnati anche da queste famiglie che in molti casi non ci sono. Eravamo arrivati dove Alessia e Leon stanno visitando questo bel castello, continuiamo questa paginetta. Allora, eccolo qua. Anche qui possiamo parlare di un sogno realizzato, in questo caso della famiglia del principe ereditario prussiano Friedrich Wilhelm, allora ventenne, il quale nel 1819 decise che avrebbe fatto ricostruire in stile neogotico, naturalmente ci vollero decenni, per portarlo a compimento e grazie al concorso di tutti i rami familiari fu ultimato nel 1850. Tuttora è uno dei castelli più importanti della Germania. Lei si era stata ad ascoltarlo con attenzione, effettivamente quel castello l'aveva colpita parecchio, ma quel che l'aveva colpita di più era quel ragazzo di poche parole che con lei diventava loquace senza accorgersene. Non c'era forzatura o sforzo, era così che gli succedeva. Alessia provò una felicità sconosciuta fino a quel momento. Davvero ne era valsa la pena di andare fin là, avvertire tutta quella imponenza, però gli spazi erano così dispersivi ed era così affollato di visitatori da far sentire ai due la voglia di rientrare. Adesso presento gli ospiti e ringrazio veramente il professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova. Grazie professore di essere qui. Saluto anche Paola Dall'Asta, coordinatrice di Brescia Sicura e membro del direttivo, poi ne parleremo cosa succede con la sicurezza. Allora, professore Dalla Zuanna, buongiorno, grazie carissima. Allora, professore, inizio proprio da lei. Questi giovani, ecco, che cercano di provare queste emozioni sconosciute, questi bei sentimenti, queste belle parole, lo studio, questo ragazzo aiutato dal nonno, è l'unico che credeva in lui, perché lui fin da bambino voleva diventare un ingegnere, sognava gli aeroplani, e il nonno l'ha supportato fino alla fine, anche economicamente, nonostante la contrarietà dei genitori, perché aveva capito che quel nipote aveva una marcia in più. Professor Dalla Zuanna, cosa dobbiamo far capire? Che questi ragazzi, già ne abbiamo pochi, vanno accompagnati fin da piccoli, anche se sbagliano vanno giustamente ripresi ma nella maniera giusta, e soprattutto far capire che già ne abbiamo pochi, se perdiamo anche questi non so cosa facciamo, molti se ne vanno all'estero. Ecco, che dati ci porta? Professore, come è andato allo studio quest'anno all'università? Prego. Come altre volte abbiamo avuto occasione di dire qui a Sveglia Veneti, tutto giusto quel che ha detto adesso Mirella. Effettivamente i giovani sono pochi, sono molto meno di quelli rispetto alla nostra generazione e tuttavia sono ragazzi che rispetto alle generazioni passate studiano molto di più, e quindi studiando di più si creano anche delle aspettative, se vogliono dalla vita star bene, insomma, stare meglio possibile. Per fare questo è importante che siano supportati dalle famiglie, anche se le famiglie devono anche lasciarli come un aquilone, no? Cioè, va bene avere il filo, ma bisogna lasciarlo volare, se no non ha senso, insomma.
Quindi quello che si può fare, insomma, è bello questo libro, no? Cioè che dice che il nonno aiuta aiuta il nipote anche se i genitori magari hanno perplessità e non lo sostengono. Quello che è importante, credo, da parte dei genitori, mi metto qua nei panni dei genitori, dei nonni, è proprio quello di stare attenti a non imporre la propria volontà sui ragazzi, ma a cercare di far sì che loro possano effettivamente, come si dice, far fruttare i loro talenti. Nello stesso tempo gli adulti devono mettere degli argini, perché non è che si può lasciare che l'acqua corra senza avere anche del realismo, insomma, cioè bisogna che questi ragazzi anche cerchino di costruirsi un futuro realistico e non per non essere scottati poi quando non si può più fare. In pratica, per esempio, è bene che anche nella scelta della scuola, nella scelta della facoltà universitaria, guardino effettivamente alle loro capacità e alle loro possibilità. Professor Dalla Zuanna, quello che vorrei però capire, avendo anche abbastanza di frequente questi ragazzi che studiano, sono educati, sono preparati, hanno delle volte anche delle idee chiare su quello che magari vorrebbero provare, cercare di capire, ma io devo dire la verità che quello che vedo sono dei belli esempi e soprattutto, e lo dico tutte le mattine, quella ragazza che mi ha detto: sai Mirella, prima o dopo avremo noi il bastone in mano, nel vero senso dirigeremo noi l'orchestra. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo. E sono ottimisti, professor Dalla Zuanna, sono ottimisti, nonostante tutti gli esempi negativi che tutti i giorni vediamo, loro sono ottimisti. Il problema è che io non ho capito se qualcuno ha capito cosa vogliono fare questi ragazzi. Allora, vogliono lavorare, ma vogliono anche vivere, non vivere per lavorare. Sta molto a cuore l'ambiente. Non so se avete sentito alcuni ragazzi cosa hanno detto per quanto riguarda l'ambiente. Ci stanno togliendo tutti gli spazi, non abbiamo più spazi, noi protestiamo per questo. E soprattutto capire che forse sono più in là di quello che pensa qualcuno. Ecco, si emozionano poco per forza con gli esempi che hanno, è difficile parlare con loro, non è vero? Devi avere la pazienza che si apra, questo ragazzo non è che si apre subito perché tu decidi di parlare con un ragazzo o la ragazza, e soprattutto la preparazione che hanno. Per esempio l'intelligenza artificiale, proprio ospiti da me hanno detto: professore, certo che la adoperiamo e come, però ci fa anche paura. Dobbiamo stare attenti. Allora, non è che questi ragazzi non sappiano, è che qualcuno vuole sempre far vedere il lato negativo, che non hanno voglia di fare niente, che non studiano, che sono sul divano, che hanno voglia di lavorare. Lei che vive quotidianamente con questi ragazzi, cosa vede, professore? Io vedo un sacco di ragazzi che studiano, che si impegnano. Sarà che io insegno nella facoltà di storia, nella facoltà di statistica, e vedo tanti ragazzi che passano le ore sui libri. Certo che usano l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ti facilita le cose e ti aiuta, se la usi bene, a utilizzare meglio la testa. Cioè non è che sostituisce l'intelligenza umana, ma aiuta a raccogliere dati. La uso anch'io molto spesso nella mia attività di ricerca, ti fa risparmiare un sacco di tempo. E i ragazzi la sanno usare molto meglio di noi, perché loro sono abituati molto meglio di noi a utilizzare computer, eccetera. Quindi è uno strumento in più. L'importante sarebbe che che anche le regole dell'intelligenza artificiale siano buone, nel senso che l'intelligenza artificiale ci dice le cose che ha letto in internet, che ha letto in giro, quindi se è mal gestita rischia di indirizzare le persone verso cose sbagliate. Detto questo, io credo che i ragazzi hanno una marea di possibilità davanti. Dobbiamo stare attenti anche noi della generazione più avanti, diciamo, a evitare di, come si dice,
di continuare a pensare che i ragazzi possono dare dei contributi quando hanno 30, 40, 50 anni, cioè non è così, è fin da piccoli, fin da giovani che vanno responsabilizzati e si deve permettere a loro di spendere bene le loro possibilità. Questo noi più anziani a volte facciamo molta fatica a farlo perché crediamo di essere indispensabili, no? Però c'è una bella frase che dice che i cimiteri sono pieni di persone indispensabili. Pensiamo che questi giovani, come ha detto la giovane che ha parlato con lei, si troveranno sì anche loro presto ad avere il bastone del comando. È importante che anche noi non vogliamo sempre mantenersi magari in età ormai eccessive, appunto, mantenere noi il comando delle operazioni. Professor Dalla Zuanna, cosa dicono? Lei insegna statistica, cosa dicono i ragazzi di questi dati? Che sono dati che veramente fanno molto riflettere, fanno riflettere i meno giovani, pensate i giovani. Ecco, cosa dicono questi ragazzi? A proposito di cosa? Dei dati appunto del calo demografico, che si fanno pochi figli, come vivono queste situazioni? Loro si trovano fra l'incudine e il martello, in particolare viviamo un periodo di grande sofferenza nelle possibilità di ingresso nell'età adulta. Loro sono molto penalizzati dall'aumento fortissimo che c'è del prezzo delle case, sia per l'acquisto sia per affittare, e hanno abbastanza, anche se tutti avrebbero voglia, quasi tutti naturalmente, tutti non esiste da nessuna parte, avrebbero voglia di formarsi una famiglia, di formarsi una coppia, di avere bambini, hanno paura per il futuro perché lo vedono molto fosco. Quello che diceva lei prima riguardo all'ambiente è vero, cioè c'è questa percezione, a volte anche eccessiva, secondo me, della verità, di un ambiente ormai invivibile, intollerabile. I ragazzi questo lo sentono molto. Quello che sarebbe bello, sarebbe importante, è che da parte di questi ragazzi maturasse maggiormente una voglia anche di impegno di tipo politico, cioè alcuni lo fanno, ma sono sempre troppo pochi, che all'interno delle istituzioni, dei comuni, ma anche delle associazioni, associazioni di volontariato, molte, lei le conosce benissimo, molte hanno una gran fatica a fare un ricambio, no? Cioè ad avere giovani che riprendono. E sarebbe importante che questi ragazzi si impegnino molto anche su quei versanti là, perché è in questo modo che si riesce effettivamente a poter contare. Se no diventa solo protesta sterile. Molto chiaro e la ringrazio. Allora sentiamo invece Paola Dall'Asta, ecco questa Brescia sicura, come vede la situazione, cosa succede a Brescia e soprattutto questo cittadino che si deve rimboccare le maniche, cercare di mettere anche lui questa goccia per la sicurezza. Noi abbiamo sentito un'intervista ieri, Paola, di una signora che ha subito un furto, poi di un'altra vicina di casa, ha detto siamo completamente abbandonati, nessuno ci tutela, dobbiamo arrangiarci noi. Com'è la situazione, Paola Dall'Asta, a Brescia? Allora, a Brescia provincia ovviamente si vede da tutte le parti che ci sono diciamo varie problematiche, diciamo che più che altro c'è stato un incremento delle truffe, però la cosa importante è far capire alle persone che anche noi cittadini insieme ai nostri vicini di casa possiamo fare la differenza. Possiamo fare la differenza cercando di fare prevenzione, è molto importante. Ci sono dei suggerimenti a volte che sembrano sciocchi, sembrano stupidi, si ripetono sempre, ma possono fare la differenza. Abbiamo avuto problemi qui a Brescia perché in alcuni parchi ci sono situazioni di spaccio e di degrado, ma secondo me ad esempio la prevenzione potrebbe essere di riprendere un attimino possesso dei nostri parchi, dove ci sono gruppi contro il vicinato. In realtà si diventa più comunità di vicinato perché si stringono rapporti, si parla con le persone, si realizzano anche dei progetti molto belli come quello di
pulire la propria zona, cercando di, anche perché anche il degrado porta insicurezza, e poi far nascere altre iniziative molto belle, quindi anche far rivivere i parchi, cercando di creare dei momenti di coesione e di ritrovo con tutte le varie famiglie, magari organizzare delle cene, ovviamente pulendo poi sia all'inizio che alla fine il parco, ma anche magari un qualcosa di particolare per i bambini. Ci sono delle comunità, ad esempio, che nei parchi organizzano giochi per i bambini, si ritrova con i nonni, quindi riappropriarsi un attimo dei propri spazi è molto importante. Ci tengo a sottolineare, perché da anni che lo dico, che il controllo vicinato non è fare le ronde, ma è proprio creare coesione sociale e far capire alle persone che tutti insieme possiamo sentirci uniti e possiamo fare la differenza tenendo monitorato il proprio territorio e controllando quello che non succede. E soprattutto, è molto importante, imparare a fare delle segnalazioni qualificate che possono veramente aiutare le forze dell'ordine, che non è dire abbiamo visto 4 persone su una macchina, non saper descrivere la macchina, non saper descrivere il tutto. Qui dove abito io abbiamo fatto una relazione dettagliata di una presunto spaccio di droga in un parco con la descrizione, gli orari, la descrizione delle persone, gli orari delle macchine con le targhe, ovviamente inviata agli uffici competenti, proprio perché, ed è questa la cosa importante, cercare di prendere in mano un po' la situazione, ovviamente senza esporsi, perché è importante questo, non siamo degli eroi, ma è molto importante diventare parte attiva sul proprio territorio, come facendo prevenzione, riappropriarsi degli spazi e soprattutto cercare di far capire proprio alle giovani, alle nuove generazioni l'importanza della comunità. Allora, Paola Dall'Asta, quello che volevo capire, allora facciamo questo controllo del vicinato, che non sono le ronde, ma quanti ragazzi partecipano? È solo, diciamo, la famiglia, genitori, oppure ci sono anche ragazzi che partecipano a questa bella idea di appropriarsi dei parchi? Perché all'interno dei parchi noi troviamo i giovani. E sono sicura che sono loro che dovrebbero, e soprattutto hanno già iniziato in qualche punto, a parlare con questi ragazzi, perché è un linguaggio diverso il loro. Loro capiscono, certo, e si conoscono tra di loro, non c'è niente da fare. Ecco, voi li avete questi ragazzi, e cosa dicono questi ragazzi se sono con voi di queste idee e di questi bei progetti che avete messo nel piatto? Allora, diciamo che ci stiamo lavorando perché è un po' uno zoccolo duro, diciamo che è inutile nascondere che i giovani d'oggi sono un po', come dire, delusi dalla politica, da tutto questo mondo. Ci stiamo lavorando, stiamo cominciando ad avere adesioni, soprattutto magari nelle famiglie dove già i genitori fanno parte di gruppi contro vicinato, anche loro cominciano ad osservare, a fare segnalazioni e a chiedere come possono fare per aderire soprattutto alla riqualificazione dei quartieri, come tenere pulito il proprio ambiente. Questo è uno dei, diciamo, delle cose che per quanto mi riguarda su Brescia Provincia sto cercando di far capire sia ai referenti che alle amministrazioni che bisogna proprio che questa è la strada da prendere, cioè da cercare di coinvolgere di più gli giovani, che secondo me veramente possono fare la differenza e sono poi il futuro, quindi come diceva la ragazza avranno in mano il bastone della situazione. Io penso che responsabilizzando i giovani, più giovani, si possono ottenere veramente degli effetti molto molto positivi.
Grazie Paola, molto chiara, e avete capito l'importanza, come ha capito anche Paola Dall'Asta e questo comitato, di inserire i giovani. Non c'è niente da fare, devono esserci anche loro, non dobbiamo sempre dividere i genitori, i fratelli, no, devono essere anche loro che partecipano alla sicurezza urbana. Io sono dell'idea così. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto Mirella, il futuro dei giovani è indiscusso, è Gesù e basta, perché è lui che porta avanti il mondo e basta. Non stiamo andando più a parlare. I giovani sono meglio degli altri vecchi e è lui che porta avanti il mondo, perché indica tutto. E quanto che riguarda cosa che a vari anni altri avvicinato, ma perché? Questura, carabinieri, finanza, vigili, pompieri, e tutto a farlo lì. Se logico che casa mia, torno a casa mia, se vede qualcosa che non va, avviso. Ma vado in serie che fa una corteata a me? O cosa o come? Ma non, insegna le case nostre, dove vai a finire? Scazzea ai senatori, ai deputati, che stava 20.000 euro al mese, dei pensionati da 6.000 all'anno, e da fare ogni cosa. E lo Stato va da impegnarsi. Dove sei? Su una partita di calcio che do mia poliziotti per paura che si bastona. Perché non c'è le porte e già sa chi si occupa delle porte? E neanche i cittadini che me la fanno metà, ma cosa? Pago 90 euro ogni 2 mesi di tasse, delle scolarse. Siamo mia e mia moglie. Non mangio come un pulisino. Va bene? E vado a mettermi cosa? E lo Stato, cosa fa di soldi delle nostre case? È una cosa che mi cerca, sempre peso, la vicinanza del cosa. E la vicinanza deve sempre stare, perché anche a Micolero Puteo, se conosciamo tutti, se era uno che non era dei nostri, che andava in cerca dei rogne, lo brincavamo subito, è naturale, ma non che abbia da impegnarsi, ma cosa? Degli lavoro i giovani, degli soldi che possa portare avanti una famiglia, qua è vicinato, metà le strade, dopo i sapati che vanno a sporcare i muri, non gli fa niente, troppo areti che da imparare, ma cosa? Chi che sbaglia? La da pagare, fine, basta. Perché correvo forte con la barca? Perché parlo del 1960, ha fatto processo e ha fatto 350.000 franchi di multa dell'epoca, ti compravi una casa a Venezia, anche all'epoca. Voglio dire, non sbagliamo, pagati, scuso, ma adesso tutto perdonabile e tutto cosa. I giovani sono bravi, i giovani non insegnano niente, i genitori che insegnano gli altri devono mettersi da parte e dare il bastone ai loro di comando. E senz'altro è una roba naturale che lo sa parlare, geologico. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, basta. Grazie Rinaldo, hai detto tante cose, le riflessioni di Rinaldo, poi ognuno a casa le condivide o non le condivide, poi sentiremo. Allora andiamo adesso a Vicenza, andiamo a sentire questi dati demografici. 5 di 242 unità, per un totale di 110.797 abitanti. Salgono, seppur di poco, le nascite, calano i decessi e aumenta la presenza di chi arriva dai comuni di prima fascia e dalla provincia. Questa è la sintesi dei dati sull'andamento demografico cittadino. La popolazione torna a vivere in città e fra l'altro questa tendenza è interessante che venga anche dalla prima cintura. Di solito siamo abituati che la gran parte dei cittadini escono per andare a vivere nei comuni dell'Interland e invece qua vediamo che c'è anche un ritorno. Aumentano i residenti in alcuni quartieri, in particolare in centro storico, San Lazzaro e Ferrovieri. È una cosa che ci ha colpito. Sappiamo che Ferrovieri e San Lazzaro sono 2 quartieri attenzionati particolarmente perché sta arrivando la TAV, ci saranno i lavori della TAV, ci sono già i lavori della TAV e quindi non ci aspettavamo un aumento dei residenti lì. Lì e anche in centro storico. Celebrati 11 matrimoni in meno rispetto al 2024, 205 con rito civile e 51 con rito religioso. Aumenta il numero delle famiglie ma diminuisce il numero medio dei componenti.
Molte sono composte da un'unica persona. Abbiamo visto che stanno aumentando fortemente le famiglie unipersonali giovani. Questo è un dato che ci preoccupa, perché quando la popolazione è più sola è anche la comunità meno coesa, una comunità meno unita, meno sinergica, rischia di avere strade meno sicure, posti meno vissuti, spazi meno curati. Questo è un tema su cui dobbiamo lavorare con forza. I cittadini stranieri rappresentano il 15,9% del totale dei residenti, dato che non registra sostanziali variazioni negli ultimi 7 anni. Tra le comunità più numerose, la Romania, la Serbia, la Nigeria, il Pakistan, la Cina e il Bangladesh. Parliamo ovviamente di cittadini stranieri, la cui gran parte è nata qui, quindi cittadini che sono stranieri di nazionalità. E su questo è interessante l'analisi che abbiamo fatto sulle nazionalità proprio di queste persone. Vediamo che i serbi diminuiscono con particolare evidenza, quindi è da capire se è perché diventano tutti cittadini italiani o perché se ne vanno alla nostra città. Ma vediamo soprattutto aumentare 2 nazionalità in maniera evidente, che sono i pakistani e gli egiziani. Professor Dalla Zuanna, come commentiamo questo servizio? Prego. Mi sentite? Sì, bene, professore. Bene. Sì, i dati di Vicenza sono interessanti. Effettivamente la diminuzione della popolazione nelle città si è arrestata. La gente quando può torna a vivere in città. È interessante anche l'aumento di popolazione in centro storico, anche se per lo più si tratta di chi può permettersi una casa nel centro storico, cioè, quindi bisognerebbe vedere bene questi dati distinti anche per reddito di chi appunto ritorna in città, di chi va via, eccetera. Quanto al dato sugli stranieri, anche quello è interessante, anche se proprio il dato sulle nazionalità parlava prima. Forse cos'era un assessore, mi pare di aver capito, sì, di Vicenza, diceva che appunto c'è un aumento di popolazione, di gente che viene dal Pakistan, dall'Egitto, se andiamo a vedere anche Venezia, Padova, c'è anche da Bangladesh. Questa è una cosa che andrebbe un attimo guardata con attenzione, perché spesso si tratta di immigrazione molto sbilanciata, sono molti uomini, poche donne. Di solito sono gente che viene qua per lavorare e poi nel giro di un po' di anni, se riesce, fa venire la famiglia. Ecco, però questo sbilanciamento di sesso, cioè tanti maschi e poche femmine, non è una cosa del tutto positiva, nel senso che rischia di portare anche a una ghettizzazione, rischia di portare anche a... insomma, non va bene che sia così, sarebbe meglio appunto se vengono favoriti anche ricongiungimenti familiari, perché è con la famiglia che le persone si stabilizzano e stanno bene. Quindi in generale le città venete e ancora più le cinture delle città venete hanno una demografia abbastanza vivace, non tanto per le nascite, che sono sempre poche, perché per tanti motivi ne abbiamo già parlato in trasmissione, ma adesso non abbiamo tempo per parlarne, però è interessante proprio questo aumento delle persone anche in età adulta, così. Sulla storia dei giovani che stanno da soli, ecco, spesso i giovani che stanno da soli, a parte che bisogna vedere, questo è il dato anagrafico, poi bisogna vedere se magari non c'è qualcosa anche di strano in questo dato, no? Voi sapete che quando un appartamento è occupato da una persona e questa è sua prima casa, non paga l'IMU, no? Quindi uno tende a registrarsi come prima casa, magari una casa, ma ci possono esserci problemi anche proprio sui dati. Però al di là di questo è un segnale che c'è un po' in tutta Europa, che diminuisce la propensione dei giovani a stare in coppia. Sono diminuite fortemente anche in Francia, anche in Germania, ma in Francia specialmente, in altri paesi proprio, ma anche in Italia, in Veneto, la quota di giovani fra i 25 e i 35 anni, diciamo, che stanno in coppia. Molti stanno da soli o stanno con amici o addirittura stanno ancora con i genitori. Ecco, e questo, come dicevo prima, è legato legato a un problema dei costi delle case, però è legato anche a una cosa di lungo periodo che si vede da un po' di tempo, che è proprio una esitazione forte dei giovani prima di mettere su famiglia. Abbiamo Giusy da Treviso, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti.
Allora Mirella, sempre quei soliti discorsi che vi faccio, ma perché noi dobbiamo fare il controllo del vicinato spiandoli? Ma stiamo lì tutto il giorno e la notte a spiare, ma se vanno dai vicini di casa. Quando li prendono, come ho sempre detto, portati in caserma, danno giù i loro dati e poi sono liberi anche quelli con tutti sti coltelli in tasca. Ti ammazzano, ma è possibile che non si possa uscire di casa, che devi guardarti davanti e di dietro? Ma mai successo in tutti gli anni che sono a questo mondo? E poi chiudere tutto alle 8 di sera, attaccare l'allarme, chi ce l'ha? Ma chi è che ci difende noi? Ma se la legge è sbagliata, perché non la cambiano? Devono prenderli e mandarli via, non si può andare dentro in caserma a dar giù i loro dati e dopo sono liberi di nuovo per ammazzare, per accoltellare. Ne vedi tutti i giorni che accoltellano la gente e dopo li prendono, ma cosa li fanno? Cosa li fanno? Una vergogna. Aveva ragione Oriana Fallaci quella volta lì, aveva ragione. Vi saluto. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, adesso andiamo a Brescia, andiamo a vedere questo controllo di vicinato a Brescia. Allora, Vediamo se parte il servizio. Posso parlare? Sì, volevo il servizio, mi hanno detto che c'era il video, ma non vedo che parte, adesso mi diranno qualcosa dalla regia. Allora Paola, cerchiamo intanto che andiamo a vedere se questo video parte, cosa vuole commentare. Prego Paola. Allora, innanzitutto il controllo di vicinato non è la soluzione a tutto ovviamente, però se suona un antifurto e la gente chiude le ante, non è di aiuto, quindi è un autoaiuto tra vicini di casa, è fare prevenzione. Come ripeto, non è la soluzione a tutto, ma dove c'è il controllo vicinato le posso assicurare che i furti sono in calo o addirittura si sono annullati, magari c'è qualche tentato furto. E è proprio il fatto che se la persona passa in quelle zone si vede comunque visto, controllato. È ovvio che una persona non deve stare tutto il giorno attaccata alla finestra a guardare quello che fanno i vicini, ma proprio per questo se ci sono più persone che aderiscono a questo progetto sono coperte varie aree e vari orari. C'è magari la persona che si alza presto, va a camminare la mattina, che può vedere qualcosa che invece non vede chi rientra tardi la sera, quello che porta in giro il cane, insomma è un'attenzione in più. Quindi questo non vuol dire che si debba così fare il lavoro delle forze dell'ordine, assolutamente no. Come diceva il signore prima, c'è la prefettura, c'è la questura, ci sono le forze dell'ordine, ma perché non dare una mano anche noi con delle segnalazioni, dei numeri di targa dove le forze dell'ordine possono risalire? Poi non entro in merito alle leggi che ci sono perché non entriamo in merito a questo, ma è cercare di far capire alle persone che anche noi nel nostro piccolo possiamo dare un aiuto o un contributo e non costa nulla, perché non farlo? Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, vorrei fare una domanda velocissima alla signora De Brescia, no? Premesso proprio velocissimo, no? Che per me le ronde o il controllo di vicinato non c'è una grande differenza perché le persone che lo fanno sono sempre le stesse e la finalità pure è vedere e segnalare. Però uno dice è meglio il controllo di vicinato anche perché crea comunità, benissimo, non ho problemi. Però la mia domanda è questa qua. Allora, premesso inoltre che è vero che la politica come dire, non si comporta bene perché la parte politica del centro-destra sembra molto portare a volte a strumentalizzare i fatti che accade, mentre all'opposto la parte politica del centro-sinistra protesta ogni volta che hai una legge, protesta al pericolo che venga a limitare le libertà individuali e via parlando. Alla fine però la politica come tale non costruisce nulla di effettivo e efficace. E infatti la mia domanda è questa qua. La mia impressione è che sia le ronde che il controllo del vicinato è un surrogato che si deve accollare il popolo, i cittadini, per ovviare le mancanze dello Stato e della politica nel creare veramente una sicurezza
per i cittadini. Ecco, chiedo alla signora se lei ha fiducia che alla fine la politica riuscirà a creare una situazione nei quartieri, nei rioni, per i quali i cittadini possano anche continuare a fare quello che si fa, ma per eccesso, diciamo, di civismo e non per bisogno. Cioè, ma quello che mi dà fastidio è di vedere che devono essere i cittadini a mobilitarsi in un modo o in un altro per ovviare alle mancanze della politica che non arriva a successi effettivi e non dà neanche segnali di voler cambiare, perché io vedo che quando capita un avvenimento grande c'è sempre la divisione contrapposta destra e sinistra, ma alla fine non c'è mai nessun costrutto che possa andare a impedire che si ripeta ancora una volta quello che è successo. Grazie della risposta virtuale, buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego Paola. Allora, innanzitutto non entro a parlare di politica perché a noi questo non interessa. Siamo presenti in vari paesi di vari colori politici, ma quando mi chiamo le amministrazioni noi non guardiamo quale colore politico sia. È ovvio che c'è un dato di fatto, che le forze dell'ordine non possono essere in ogni minuto in tutti i posti. Calcolate che se una pattuglia passa anche 4 volte in una strada, il tempo che ci mette a passare 4 volte su questa strada non copre pochissimo, non le 24 ore della giornata. Quindi è un aiuto che noi diamo, non è una forzatura, non è un obbligo aderire al controllo di vicinato. C'è una sostanziale differenza tra ronde e controllo di vicinato. Controllo di vicinato sono persone che semplicemente si conoscono, sono vicini di casa, sono piccoli gruppi dove c'è un coordinatore, dove si fanno delle segnalazioni. Le ronde invece spesso sono persone che escono e vanno in giro per il paese, per il quartiere, non conoscono le situazioni, non conoscono le persone che ci abitano, mentre l'appunto di forza del controllo vicinato è fatto proprio da persone che hanno le case che si vedono in maniera parziale o totale, ma soprattutto con vicini di casa con cui stringono poi dei rapporti di conoscenza. Quindi tutti i vari gruppi poi sono uniti perché i coordinatori parlano tra di loro e addirittura noi abbiamo una rete provinciale con tutti i referenti dei vari paesi che hanno aderito a questo progetto sulla zona. Cosa vuol dire questo? C'è un tantam di informazioni, ad esempio se una truffa viene fatta, non so, a Ospitaletto, vengono avvisate tutti i referenti di tutti i comuni che aderiscono al nostro progetto, che a pioggia avvisano tutti i componenti, quindi c'è una sostanziale differenza. Ripeto, una persona non deve stare H24 a guardare fuori dalla propria finestra, non deve farsi gli affari dei propri vicini, ma sono semplicemente persone che vogliono imparare a osservare meglio quello che capita fuori casa. Poi ripeto, ci sarebbe tanto da parlare per quanto riguarda la politica, ma non è una cosa che compete a me, ma soprattutto anche di quello che succede. Posso essere d'accordo che purtroppo a volte vengono prese persone e poi rilasciate, però aderire al controllo di vicinato non costa nulla. È semplicemente per me un modo per rendersi attivi. Poi chi non lo vuole fare è libero di farlo, nessuno ti dice di farlo ovviamente, ma io vedo che dove esistono gruppi controllo vicinato nasce effettivamente una comunità di persone che decidono insieme come migliorare il proprio quartiere, perché se il quartiere diventa sicuro e vivo, viene data importanza a chi ne fa parte, si rende partecipe di questo cambio di registro. Quindi ripeto, può essere contestato, però è gratuito, è semplicemente fare una cosa in più. Il Signore diceva, ma noi già lo facciamo, farlo in maniera strutturata e organizzata è una cosa abbastanza diversa. Allora, vediamo il video, vediamo se riusciamo a mandare questo video, che così riusciamo anche a capire quello che sta dicendo Paola Dall'Asta. Andiamo a vedere. We are called to help our friends in need. You can't count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
Allora, abbiamo visto quello che poi vediamo se riusciamo a vedere il video, Paola Dall'Asta. Noi abbiamo intervistato, da una nostra giornalista, è stato intervistato un responsabile proprio che ha organizzato, è stato uno dei primi a organizzare il controllo del vicinato. E quello che emerge fa abbastanza paura, nel senso che lui ha detto, poi lo sentirai anche dalle parole se riusciamo a trovare l'intervista, che tantissimi cittadini si stanno organizzando perché le mazze da baseball vanno a ruba, non si trovano più. È un messaggio, come dice la nostra Giusy, che fa capire che c'è paura. C'è paura di stare in casa, perché ti arrivano i ladri a tutte le ore. Noi vediamo il controllo del vicinato, poi vediamo i ladri che entrano in queste ville, vanno da una parte, poi escono, vanno da un'altra, perché i padroni si sono accorti. E soprattutto quello che fa paura è che non solo in casa, quando esci puoi trovare il fuori di testa, e ormai ce ne sono tanti, ma proprio fuori di testa. Allora la gente ha paura di rimanere in casa, ha paura di uscire di casa, e allora io mi domando, ma a questo punto cosa dobbiamo fare? Sentiamo cosa dice Maurizio Demma, controllo proprio di vicinato. La classica mazza da baseball che si compra nei negozi sportivi. Provate a chiedere a chi lavora nei negozi sportivi, cioè le stanno svuotando e svendendo su internet e le compra chiunque, perché comunque dà una certa idea di sicurezza. Poi magari quella mazza da baseball, se non la sai usare, ti si ritorce contro. Quello che sento, mi dicono: ho preso la mazza da baseball, ho preso il bastone, avevo un sacco da golf e mi sono messo le mazze da golf intorno per le porte di casa. Cioè, secondo me non è un vivere bene così. Mazze da baseball, mazze da golf, bastoni, ma anche armi soft air o scacciacani, qualunque mezzo per difendersi, rischiando però spesso l'effetto opposto. Fotografia di una realtà di paura che dall'osservatorio di furti in corso, con oltre 20.000 iscritti, descrive meglio di qualunque fredda statistica la situazione del momento. In realtà vuol dire che io, quando entro a casa, sto quasi più sereno stando fuori. Ma la serenità sta diventando: sono fuori in giro, poi arrivo a casa, mi vedo tutto a suo quadro e alla fine sono già passati. Sembra quasi che devo soffrire ad arrivare a casa, perché allora non posso tenere la finestra aperta perché purtroppo i ladri, non posso andare a prendermi 2 spese perché ormai ho l'ansia di fare la spesa. Cioè, diciamo che abbiamo passato il limite, secondo me, già da un po'. Da una parte residenti e commercianti inermi, dall'altra bande sempre più specializzate. Ultima frontiera l'uso di acido nitrico per sciogliere le serrature. Predoni capaci di alti budget per compiere i raid. Sono comandi, ma io era un anno fa che dicevo che sicuramente c'è una rete a monte sopra che gestisce, no? Io mi immagino i 3 amici che diventano ladri, che non possono investire 10.000 euro in prodotti di marca per andare a fare dei furti con trapani che non fanno scintille, addirittura, cioè, stiamo parlando di prodotti anche economicamente importanti, bagagliai pieni di 15.000 euro di prodotti. Come fanno? Vanno con macchine affittate con prestanomi, vanno su dei B&B di altre città, insomma è una struttura organizzata. Allora, professor Dalla Zuanna, quello che io vorrei capire è perché poi quando senti dalle prefetture, ma anche dallo stesso procuratore Gratteri, i numeri sono importanti. Lei è un professore di statistica, nel senso che dicono i ragazzi che si comportano male sono pochi rispetto a quello che si comportano bene. I furti sono in calo, gli incidenti sono in calo. Ma chi ha che i veri numeri? Perché non riusciamo mica a capire più niente. Allora, o qualcuno sta soffiando sul fuoco, ecco, in maniera che, innescando la paura su tutto, a qualcuno si vede sta bene così, oppure c'è qualcosa che non quadra, perché i numeri sono diversi in qualsiasi posto. Cosa dice lei, professor Dalla Zuanna? Quanto importanti sono i numeri e credere a quali numeri? I numeri che danno quelle statistiche giudiziarie sono quelli che sono, però vede, non è tanto un problema se, che so io, le rapine sono in calo, in aumento, non è tanto un problema se i furti sono in calo, in aumento, il problema è quanto la gente percepisce queste cose. Per esempio è anche il tipo di... non ne abbiamo parlato in questa trasmissione, ma la grandissima maggioranza delle truffe adesso sono le truffe fatte mediante le telefonate, mediante internet, mediante queste cose qua. E queste danno un senso di insicurezza pazzesco.
sono cascato anch'io con una truffa legata ai numeri di telefono che ti dicono di telefonare perché il CUP che ti manda dell'USL, queste cose qua, eccetera, no? E anche là mi hanno portato via un po' di soldini così. Se ci sono cascato io, che insomma un po' di queste cose le maneggio, figuriamoci se non ci può cascare chiunque. Io credo che siano specialmente queste cose che danno una grande insicurezza alle persone, specialmente a quelle che non sono giovanissime, ma anche i giovani ci cascano queste cose. Ma sarà sempre così, nel senso che dove ci sono soldi ci sarà sempre qualcuno che cerca di appropriarsene in modo così. Da questo punto di vista, quello che diceva Paola prima sul controllo di vicinato, a me pare una cosa molto bella perché non è uno sostituirsi alle forze dell'ordine. Questo è fondamentale. Mettersi a sostituirsi alle forze dell'ordine come l'idea di farsi giustizia da soli non funziona, nel senso che causa più danni di quelli che riesce a sistemare. Io avevo un cognato che era commissario di polizia, quando facevano le ronde dovevano mandare i poliziotti per evitare che quelli che facevano le ronde si mettessero nei pasticci. L'ordine pubblico non si improvvisa, mentre il controllo di vicinato, come l'ha descritto Paolo, è tutta un'altra cosa. È formare delle reti fra persone che appunto si sostengono a vicenda, anche sull'aspetto della sicurezza, dando informazioni e cose di questo tipo, che è una cosa che probabilmente c'era nei quartieri molti anni fa, quando eravamo piccoli anche noi, in cui la gente si conosceva tutta. No? Quindi ricreare un po' un clima di quartiere positivo, anche vedevo le fotografie anche con cene insieme, cose di questo genere. Queste sono cose fondamentali che permettono a una società anonima di diventare una società di persone che si conoscono. Il conoscersi è fondamentale, quindi anche poi la persona estranea, quindi si riesce a capire meglio se effettivamente può essere una minaccia oppure semplicemente una persona che non si conosce. E quindi è bene fare queste cose, è bene farle in grandissima, secondo me è fondamentale che ci sia un collegamento stretto con le forze dell'ordine su questo, cioè non è un'alternativa alla polizia, ai vigili, eccetera, ma è un modo proprio per dare un sostegno alle persone e nello stesso tempo anche una collaborazione importante con le forze dell'ordine. Grazie, molto chiaro, la ringrazio e sono anch'io dell'idea che vuol dire anche socializzare, conoscerci, Mario si conosce, perciò una cosa veramente importante che da copiare sicuramente se non è stata ancora fatta. Non le mazze da baseball, ma la cena in compagnia, il pranzo in compagnia, le panchine in compagnia, leggendo un bel libro, guardando i bambini. La mazza da baseball di sicuro la sa usare meglio il ladro rispetto a noi. Penso anch'io. Quindi è meglio lasciar perdere, guardate. Pubblicità. Sì. Bande organizzate pronte a tutto. Nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di assalti in villa, di rapine in casa. I proprietari vittime di malviventi senza scrupoli che non esitano ad aggredire e picchiare se non ottengono quello che vogliono. Daniele Pellicciardi, figlio dei coniugi Guido e Lucia barbaramente torturati e uccisi da una banda di rapinatori il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, è in prima linea per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando. Furti all'ordine del giorno ed ora colpi nelle case con famiglie impotenti all'interno, in balia di rapinatori. Pellicciardi è referente provinciale e membro del direttivo nazionale del controllo del vicinato. Purtroppo vedo che ogni giorno si sentono sempre cose nuove, sempre di questi assalti. Sembra di essere ritornati negli anni 90 quando c'era questo pericolo degli industriali e purtroppo non si può cambiare le cose così radicalmente. Si cerca di fare quello che si può e il cittadino mette il proprio. Il sistema di vigilanza è fondamentale, sempre più cittadini aderiscono al controllo del vicinato, un modo per aiutarsi l'un l'altro. È importante un aiuto dei cittadini, però sempre coordinato e controllati sempre dal referente provinciale che ha il compito di insegnare, di formare le persone che fanno parte di questo gruppo in maniera da far sì che non si creino dei
delle cose sbagliate, insomma, all'interno delle chat che vengono usate. L'obiettivo è quello di controllare la casa vicina e comunicare qualsiasi movimento sospetto senza correre rischi. Il rischio è minimo perché uno deve stare a casa propria, non deve inventarsi niente di nuovo, deve solo ascoltare, guardare e riferire quello che secondo lui sembra che ci sia qualcosa che non va. Fondamentale la rete attorno al controllo del vicinato. È stato anche siglato un protocollo con le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso di segnalazioni. Allora, Paola Dall'Asta, come commentiamo questi due servizi che abbiamo visto, prima con Maurizio Demma, adesso con Pellizzardi che ha perso i suoi genitori in una rapina a casa terribile, massacrati veramente nel vero senso della parola. Prego. Certo, allora ovviamente quando ci sono queste notizie, insomma, è difficile stare a sangue freddo. Il controllo di vicinato può essere di aiuto proprio se attivo. Ad esempio è capitato che proprio una mia vicina le è suonato l'antifurto, siamo usciti in 3 a controllare che tutto fosse a posto, poi abbiamo scoperto che all'interno c'era un gatto, per dire, però è importante, ad esempio è capitato ancora che magari un vicino sentisse un rumore nell'appartamento vicino, scusatemi ripetermi della parola, e ha chiamato subito il suo vicino di casa dicendo: scusa, ma cosa stai facendo? Sento dei rumori sospetti. No, guarda, io sono al lavoro. E da lì è partita subito una serie di azioni, che è quella stata di creare rumore, di chiamare subito le forze dell'ordine. Sta di fatto che questo ladro è scappato a gambe levate. Come già detto, forse non so se per spiegare un attimino quello che può essere fatto con il controllo di vicinato, non so se l'avevo già detto a questo episodio, in un paese dove c'era un controllo di vicinato di un residence fatto a forma di zoccolo di cavallo, mi viene la parola, scusatemi, c'era questo residence, in mezzo c'era un'abitazione di 2 coniugi anziani che avevano i figli all'estero, e proprio nel periodo estivo loro per un mese o 2 si andavano a trovare questi figli e non avevano nessun tipo di antifurto. Avevano avvisato i membri del controllo di vicinato dei loro gruppi. Sta di fatto che una sera una vicina di casa nota delle luci strane all'interno del giardino, ha chiamato le forze dell'ordine, ha avvisato tutti i componenti del proprio gruppo. E cosa hanno fatto? Hanno attivato tutti assieme i propri antifurti, quindi i ladri si sono sentiti scoperti e sono scappati. Questo vuol dire fare un attimo rete tra vicini di casa. Se si sente un antifurto suonare, controllare, vedere che cosa sta succedendo, chiamare le forze dell'ordine, subito il 112 se si nota qualcosa di strano. È importante poi rendere partecipi tutti di varie segnalazioni di macchine che magari passano e osservano all'interno delle case, persone che passano davanti, magari non è nulla di grave, sono persone semplicemente che stanno cercando qualcuno o che stanno guardando qualcosa. L'importante però è avere tante notizie. Ripeto, le forze dell'ordine non possono essere in qualsiasi parte, in qualsiasi momento. Cercare di fare rete il più possibile e non chiudere le ante. Molto spesso si sentono di vicini di casa che in seguito a dei furti dicevano: sì, ho sentito dei rumori, però lo dicevano il giorno dopo. Anche la tempestività con cui si devono fare le segnalazioni alle forze dell'ordine. Capita a volte che ci siano dei furti in casa e magari il giorno dopo il vicino dice: sì, ho sentito dei rumori sospetti. Se questa persona avesse attivato una segnalazione alle forze dell'ordine, probabilmente si sarebbe ottenuto un qualcosa. Quindi il controllo di vicinato è una cosa che può essere un valido aiuto alle forze dell'ordine, ma deve essere fatta in maniera corretta. Molto bene, ringraziamo Paola Dall'Asta. Mentre al professor Dalla Zuanna chiediamo invece come sta andando questo andamento di questi giovani che se ne vanno all'estero. Ecco, avete dei numeri, ci dice qualcosa? Prego, professore.
Sì, prima se posso usare 30 secondi per commentare quello che è stato detto adesso. Credo che il controllo di vicinato sia anche conoscere bene i propri vicini, anche per poter fornire anche dei piccoli aiuti quando c'è bisogno, che a volte possono essere anche grandi aiuti, per esempio quando ci sono problemi di salute, quando c'è problemi dell'anziano che non riesce a andare a prendersi, andare a fare le analisi, cose di questo tipo. Cioè, sono cose che trasformano un po', come ho detto prima, una periferia anonima in un qualcosa di persone che si conosce, una rete vera di persone. Ecco, quindi da cosa nasce cosa poi. Per quanto riguarda i giovani che vanno all'estero, i dati sono sempre più o meno gli stessi, i giovani vanno all'estero, i numeri sono importanti, anche se sono molto meno i giovani che vanno all'estero rispetto agli ingressi di stranieri in Italia, però i giovani, quelli che vanno via, sono molto diversi rispetto a quelli che arrivano. Vanno via molti ragazzi laureati, perché il dato è molto semplice, perché gli stipendi fuori, specialmente in zone come la Germania, l'Olanda, sono molto più alti rispetto a ciò che si guadagna in Italia, e perché la carriera che un giovane può fare è molto più rapida in quei paesi rispetto ai nostri. E questa è una cosa molto triste, su cui purtroppo la politica non è riuscita ancora a dare un cambio di passo significativo. E fra l'altro questo non dipende dal fatto che ci sono da noi tanti stranieri che tirano giù gli stipendi, perché anche in Germania e in Olanda è pieno di stranieri, eppure gli stipendi di ingresso nei lavori sono ben più alti rispetto all'Italia. Quindi è tutto un problema molto complicato da risolvere, ma che o se non si comincia a prenderlo in mano, avremo sempre più ragazzi che tendenzialmente, se possono, se hanno le capacità, se hanno la volontà di farlo, vanno fuori. E fra l'altro non sono solo laureati, metà dei ragazzi che vanno via sono ragazzi con diplomi tecnici, eccetera, che sono proprio quelli che servirebbero un sacco alle nostre imprese, che paradossalmente non trovano lavoratori, no? Cioè, quindi c'è questo paradosso adesso di imprese che potrebbero espandere il loro business, il loro fatturato, e non lo fanno perché non trovano lavoratori, perché non li trovano, perché li pagano poco, ma non è che li pagano, che potrebbero pagarli di più, perché le normative sono quelle che sono. Quindi bisogna veramente fare un cambiamento importante nel modo in cui la gente viene pagata e anche nelle cose che vengono prodotte. Quindi su questo è difficile essere ottimisti, Mirella. Professore Razuana, anche qua a Treviso abbiamo visto adesso questo nuovo studentato nelle ex caserme in Viale Brigata Marche. Ecco, però la richiesta era, a quello che io sentivo anche qui in trasmissione, di residenze per i diversamente giovani, di case per i giovani. Uno studentato che però ha un costo di un certo livello, non è che tutti possono andare in questo studentato. Lei che si occupa di queste cose, serviva proprio, prima c'erano le profumerie, poi c'era qualcos'altro, adesso c'è lo studentato. Bisogna fare, ecco, questi studentati. Servono, non servono? Come vede lei la situazione? Guardi, ho pubblicato proprio qualche settimana fa proprio un paginone sul Tribuna di Treviso e sul Mattino e sulla Nuova su questo tema. Gli studentati vanno fatti perché in Italia gli studenti che stanno in istituti di questo genere, in residenze di questo genere, sono molto meno rispetto ad altre città europee, ad altre università europee. Noi abbiamo bisogno di studentati di diverso livello, ci sono studenti che possono pagare di più, altri che possono pagare di meno, c'è bisogno di studentati privati e di studentati pubblici, c'è bisogno di allargare come si può dire, le residenze per studenti, intanto perché in questo modo si evita che gli studenti occupino case in affitto che possono andare invece alle famiglie. In secondo luogo, noi abbiamo bisogno di aumentare il numero di studenti stranieri che vengono in università, perché ci sarà una diminuzione dei giovani nei prossimi anni, altrimenti l'università verrà pesantemente ridimensionata.
Invece noi abbiamo bisogno di tenere i numeri delle università che abbiamo adesso, dobbiamo cercare di farlo. Per cui gli studentati vanno bene, vanno fatti in modo sensato, non vanno fatti solo per gli studenti ricchi, ma bisogna pensare anche, guardi, sono anche cose banali, per esempio una stanza doppia costa molto meno, di stare in una stanza doppia si spende meno che stare in una stanza singola, per esempio, no? Quindi devono esserci possibilità diverse. E inoltre poi l'ESU, cioè l'ente di diritto allo studio regionale, deve garantire anche un numero di posti crescente e importante anche per gli studenti che non hanno i mezzi. Cioè, quindi deve esserci un equilibrio, questo funziona nelle grandi università anche in giro per l'Europa, e da noi è una cosa che sempre di più dovrebbe essere fatta. Per cui io sono favorevole a questo. Naturalmente non è che bisogna costruire uno studentato in Piazza dei Signori a Treviso, no? Ma bisogna farlo nei posti adatti, nei posti giusti, possibilmente riciclando vecchi edifici. Mi pare che lei mi dicesse, Mirella mi dicessi che è stata fatta in una caserma, giusto? Ho capito male? Sì, le caserme Salsa. Quindi, ecco, questo è uno dei modi di riciclare queste cose. Non sono alternativi gli studentati un'altra cosa di cui c'è gran bisogno, ai posti nell'RSA o ai posti possono essere anche, non necessariamente RSA, ma anche appartamenti protetti per anziani. Anche di questo ci sarà sempre più bisogno, anche per coppie anziane in futuro. Insomma, va rimodellato il modo dell'abitare nelle città, ecco. E si può fare, e va fatto però sempre naturalmente con criteri, col controllo da parte del comune, che deve dare le autorizzazioni, queste cose qua, eccetera. Ma io sono molto favorevole a queste cose, perché guardate, l'università è una cosa che dà vita alle nostre città. Questo vale per Padova, per Treviso, per Venezia, per Vicenza anche. È fondamentale, perché sennò rischiamo veramente di diventare una specie di... le città si avvicinano a essere delle specie di case di riposo, ecco, e questo non va bene. Mi fa molto piacere averla avuta ospite, il professor Dalla Zuanna, perché abbiamo sentito anche le riflessioni di una persona competente che capisce veramente il problema, è un problema veramente serio, il problema che a mio avviso che bisognerebbe fare un po', accontentare un po' tutti, non solo una parte, perché veramente abbiamo queste liste d'attesa per quanto riguarda i diversamente giovani, che sono veramente incredibili. Abbiamo liste d'attesa per quanto riguarda queste persone che non trovano casa. Prima si parlava di rientri, ma bisogna avere i soldi e costano tanto, è inutile. C'è chi che lo può permettere, chi non lo può permettere, cosa fa? Ecco, bisognerebbe capire, siccome sono soldi pubblici, quanti sono, come sono stati impiegati, soprattutto i soldi del PNRR, visto che li abbiamo presi tutti e non riusciamo neppure a spenderli tutti, non siamo stati in grado di presentare progetti validi, almeno che ci dicessero cosa hanno fatto con quei soldi e dove sono andati a finire. Perché ripeto... Se posso, Mirella, prego professore. 10 secondi, per esempio a Padova, proprio davanti a casa mia, è stato riadattato un vecchio seminario dei comboniani, che ora non più utilizzato, con i soldi del PNRR, mi pare un paio di milioni se non sbaglio, adesso lo stanno riadattando e diventerà uno studentato pubblico per 100 studenti. Quindi in realtà molte cose sono state anche fatte e bisogna appunto rendere noto quello che si è fatto e se qualcosa non è stato fatto bisogna farlo anche dopo il PNRR. Questo siamo perfettamente d'accordo, speriamo, perché con la campagna elettorale che è in atto per il prossimo anno capisce che si è bloccato tutto, adesso vedremo cosa succederà. Tutti diranno che faranno le cose più belle del mondo, ecco, vediamo un po'. Sì. Le solite promesse da marinaio tante volte, vedremo se qualcosa cambierà. Grazie al professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova, di essere stato con noi. Grazie a Paola Dall'Asta, coordinatrice di Brescia Sicura e membro del direttivo. Grazie Paola, auguri, speriamo che le cose cambino e veramente intanto socializziamo tra di noi, perché non ci resta altro da fare e fa solo bene anche alla salute. Grazie pubblicità. Grazie. E
adesso partiamo in navigazione, andiamo a vedere questo parco Delta del Po. Il parco del Delta del Po sarà ancora riserva di biosfera nell'ambito del programma MAB UNESCO. A 10 anni dall'assegnazione del prestigioso riconoscimento sono stati presentati i documenti per il rinnovo del titolo per un altro decennio. Siamo in approvazione, però abbiamo predisposto tutta la documentazione che ha praticamente dato una visione di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, di come si sono compenetrate l'attività dell'uomo all'interno del territorio e la natura, ma soprattutto abbiamo presentato l'evoluzione, che è il nuovo piano strategico per il nostro territorio, che andrà praticamente a mettere dei punti, dei paletti fissi di cosa vogliamo nei prossimi 10 anni. Quindi più rispetto per il territorio, una maggiore economia, ma soprattutto una maggior consapevolezza delle persone che vivono nel nostro territorio di quanto importante sia il rispetto del territorio stesso. Il Parco del Delta del Po si inserisce in un circuito di 5 parchi regionali che hanno il doppio intento di preservare e valorizzare il territorio, realtà uniche e ricche di biodiversità. Siamo sicuramente una delle regioni che può offrire la maggiore vastità e varietà di scenari. Andiamo dalle Dolomiti d'Ampezzo, arrivando al nostro parco del fiume Sile di Treviso, il più lungo fiume di risorgiva, acque limpidissime e meravigliose con i suoi burci che arrivano fino al mare Adriatico e alla città di Venezia. Scendiamo nel cuore della nostra regione con il parco dei Colli Euganei, arriviamo qua nel nostro meraviglioso Delta del Po e poi i monti della Lessinia con i propri giacimenti paleontologici e dei musei che raccontano la storia dell'evoluzione del nostro pianeta come in nessun altro luogo. Adesso vi porto al fresco, siccome fa tanto caldo abbiamo bisogno di fresco, perciò parleremo di acqua e di gelati. Ho i miei ospiti che stanno facendo delle cose tra di loro per via delle foto che dovrebbero arrivare e che dobbiamo parlare anche di questo ambiente meraviglioso. Saluto e ringrazio Rudy Toninato, Presidente Acque Interne Veneto ed Emilia. Saluto anche Simone Denardi, chef gelatiere, perciò capite che adesso andiamo al fresco. Partiamo con Toninato. Rudy Toninato, Presidente, queste acque interne navigabili, la mia passione sarebbe, l'ho detto tante volte, di riaprire tutti i porti che abbiamo. Navigare, invece dell'autobus prendere magari un battello, andare a lavorare col battello, non so, siamo circondati dall'acqua. Abbiamo porti dappertutto, invece continuiamo a fare la quarta, quinta corsia, treno, non se ne parla, adesso ci mancava la TAV, così si blocca tutto un'altra volta. Com'è la situazione della navigazione sì nel Veneto ma anche in Italia? Allora, premetto, intanto grazie dell'invito Mirella, saluto tutti i telespettatori che ci stanno guardando e io torno sul tema delle acque interne non per proporre la navigazione in acque interne a modo di trasporto quotidiano, ma bensì abbiamo dei tempi di navigazione molto lenti, quindi sarebbe improponibile oggi pensare di navigare da Treviso a Venezia lungo il Sile in tempi zero. Sarebbe una navigazione meravigliosa. Si parlava di Sile, di acque di risorgive, è una navigazione turistica proprio complementare a un sistema più complesso che è proprio il turismo nel Veneto. E noi auspichiamo appunto che prenda piede e abbiamo fatto con la Regione Veneto più e più iniziative di sviluppo territoriale, è proprio la giornata del turismo fluviale che è già dal secondo anno che portiamo avanti con l'UMPLI e con l'assessorato appunto al turismo. Sono delle iniziative veramente molto molto importanti che stanno dando valore aggiunto al nostro territorio. Ma io oggi Mirella mi sono venuto qui per parlare di problemi alla navigazione, ovvero la porraccia, le alghe di fondo, cioè abbiamo oggi una situazione climatica veramente che si tocca con mano, insomma la fortuna che ha il Sile avere acque di risorgiva e avere praticamente una temperatura a un livello costante praticamente per 365 giorni all'anno non è la fortuna che hanno il Bacchiglione, il Brenta ed altri canali del nostro territorio. E questa situazione climatica, queste temperature elevate hanno fatto una proliferare tantissimo le alghe di fondo, le alghe di superficie, la porracchia e quindi abbiamo delle situazioni dove per quanto la Regione Veneto stia investendo, si stia applicando per trovare una soluzione a queste alghe,
abbiamo dei tratti dove da 2 mesi non possiamo navigare, quindi di un prodotto turistico che dovrebbe essere l'eccellenza del nostro territorio, ci troviamo ad avere barche ferme a situazioni anche un po' spiacevoli. Infatti le foto che volevo condividere per farti vedere, vediamo se riescono a mandare qualcosa, noi era bravissimi tecnici. per farvi capire che abbiamo un territorio meraviglioso, ma che deve essere preservato, tutelato e soprattutto manutentato. Abbiamo una regione che purtroppo non ha abbastanza fondi da dedicare a questi interventi, quindi noi ci lamentiamo, facciamo presto a lamentarci, però dobbiamo guardare quali sono le procedure di attuazione di queste norme per avere i fondi per poter intervenire. Poi però i cittadini si lamentano perché magari c'è l'alluvione, c'è l'acqua alta, c'è la piena e quant'altro. Scusa un attimo. No, mi devi far adesso finire. mi arrabbio. No, voglio ma finire il discorso. ma aspetta un attimo, voglio aprire una parentesi proprio questo, Presidente. Allora, noi abbiamo avuto una montagna di soldi col PNRR. Erano quasi tutti destinati al terzo settore in gran parte. In gran parte sono stati deviati per fare delle cose che abbiamo ancora da capire se funzioneranno o meno. Abbiamo fior di ingegneri, di architetti, i migliori designer nel mondo, e noi ci ritroviamo col presidente Toninato che questa mattina dice: abbiamo queste acque con le alghe, con il clima che è cambiato, ed è tutto fermo, tutto immobile. Allora io ho sentito anche altre associazioni che dicono sarebbe ora di dragare i fiumi, sarebbe ora di pulire il Piave. I soldi del PNRR e i progetti PNR non si sa, perché la trasparenza in questo paese non regna. Dove sono andati? Cosa hanno fatto? Perché sapevano benissimo, perché ci sono studi, e lei non è la prima volta, Presidente, che viene qui da Mirella, e non solo lei, che dicono: guardate che è un'emergenza. Bisogna capire, perché l'acqua è un'emergenza, navigare è un bene veramente meraviglioso, ma anche utile, oltretutto, non se ne può più. Scusa, Presidente. No, tu hai fatto bene a dire questa cosa. Allora, io non sono venuto qua oggi per fare polemica, ma sono venuto ma qua non è questione di polemica, è questione di soldi. Voglio essere proprio chiaro, perché intanto abbiamo trovato un assessore Venturini che fin da subito, dai primi giorni del suo mandato, ci ha dato una marcia in più, ci ha fatto capire che è molto più vicina alle necessità territoriali del precedente assessore. Quindi io posso solo dire e parlare bene dell'assessore Venturini, che proprio l'altro giorno era a battaglia per vedere la situazione del canale, vedere il devasto proprio che viene su questo canale. Cioè, mandatemi non dalle foto, perché i telespettatori devono vedere. Presidente, se noi cioè non è che possiamo inventare, è una televisione, Presidente, allora, cioè non è una macchinetta fotografica, un cellulare, che è una televisione, caro Presidente. Lei è bravo di battelli, di navigazione. Allora, come ho detto prima il suo tecnico, io mi scuso se non sono stato bravo a caricare le foto. Non è stato bravo a caricare, io è sono un capitano, sono bravo a navigare i fiumi quando posso navigarli. Però spieghiamo la situazione. Allora, innanzitutto dobbiamo dare più fondi alle aziende che gestiscono il sistema, cioè non possiamo avere in una regione Veneto una barca per sfalciare le alghe, una, e 3 persone. Quindi io capisco, cioè noi ci lamentiamo perché poi ti arrabbi quando hai le barche ferme, quando ho gli operatori che mi chiamano, noi siamo nella disperazione. E tu fai di tutto. Io vengo qua oggi sottraendo del mio lavoro per venire a fare una rappresentanza sindacale di un sistema che è in grave difficoltà. Però capisco anche dall'altra parte, come giustamente hai detto te, dove sono andati i soldi del PNRR, come potevano essere investiti, dove abbiamo sbagliato. Abbiamo sicuramente sbagliato, questo c'è poco ma sicuro. Però io dico che sbagliare è umano, perseverare è diabolico, quindi io cerco di non essere, o di far sì che i nostri amministratori non diventino diabolici, cioè abbiamo sbagliato, bene, pietra sopra, andiamo avanti, quindi troviamo delle soluzioni, perché così non si va da nessuna parte. Allora, quello che voglio dire è: dobbiamo assolutamente intervenire. Abbiamo la West Nile, la zanzara, abbiamo nuove forme di virus che si sono annidate nei fiumi. Abbiamo a Padova una situazione drammatica degli scarichi fognari che ancora versano direttamente sui fiumi. Io penso che una giunta che spende 750 milioni per un tram debba trovare delle risorse per intervenire, per allacciare le fogne sulla rete fognaria cittadina. Non possiamo avere una città che è sostenibile elettrica e poi scarichiamo le fogne sul canale. Cioè, io lo vedo veramente un controsenso ideologico, ma ve lo dico proprio
perché io ci porto la gente in quei canali, io porto le persone, i bambini, stiamo facendo delle letture del fiume tramite le letture del paesaggio con dei bambini, proprio delle cose, iniziative meravigliose che facciamo leggere questi libri sull'acqua ai bambini a bordo di una barca sostenibile elettrica e poi navighiamo tra Porracchia, tra alghe di fondo, tra la barca che si ferma, tra gli scarichi fognari. Cercate anche di capire che da parte nostra c'è anche un senso di dignità, cioè loro ci stanno minando la nostra dignità, il nostro lavoro. E io vi dico questo perché il problema è qui, il problema è sul Fissero Tartaro, il problema è a Mantova, non è un problema solo veneto, è un problema anche proprio in più ambiti. Italia, ho detto in generale. Poi la cosa che mi fa veramente dispiacere, allora se da un lato abbiamo i canali navigabili che non vengono sfalciate le alghe di fondo, non vengono tagliate le rive, poi abbiamo contadini che sfalciano le rive, non ce l'ho con i contadini, e poi buttano tutto lo sfalciato sull'acqua. Lo sfalciato sull'acqua si accumula a Battaglia, isole di erbe ovunque abbiamo, e questa è una cosa gravissima e non si potrebbe fare per legge, ma viene fatta. Poi guardo il Consorzio Bacchiglione di bonifica e vedo che ha le barche per sfalciare le alghe sulle scanalette e sugli scoli dove non si naviga. Ma allora io dico, ma perché dobbiamo avere un sistema così frammentato? Infatti io la Venturini e la ringrazio perché è una delle, veramente lei mi ascolta. Elisa, grazie, se mi stai ascoltando oggi ti dico grazie perché dobbiamo raccordare quello che è il sistema generale, cioè i geni civili, i consorzi di bonifica, infrastrutture venete, la navigazione regione Veneto, cioè devono avere un raccordo. Io faccio parte anche del tavolo tecnico, sono uno di quelli che si lamenta tantissimo perché mancano questi raccordi tra di noi, tra enti pubblici, dove il sistema deve avere una sua oliatura e funzionalità. Non può esserci che il consorzio di bonifica mi fa sfalciare le canalette e a 100 metri c'è il canale Battaglia che è un deserto, anzi una landa di alghe che non si può navigare. Cioè è impressionante questa cosa. E quindi dico oggi che il mio urlo, anzi la mia richiesta di aiuto per quello che riguarda le acque interne è di avere più sensibilità per il nostro territorio, avere più sensibilità per gli operatori, perché noi siamo un valore aggiunto. Cioè si parlava di overtourism, cioè noi siamo quelli che per primi hanno detto ma non è overtourism, non esiste l'overtourism, è un turismo gestito male, perché se il Veneto va a migliorare la propria gestione turistica non c'è overtourism, li spostiamo, li portiamo sul delta. Ho visto appena adesso Paco del Delta del Po, che siamo anche amici, anche lui facciamo parte di grandi progetti di amplificazione del sistema turistico, cioè dobbiamo solo trovare il modo per spostarli, li spostiamo sul Delta del Po, li spostiamo sulla riviera del Brenta. Parlavi di dragaggi, allora sono anni che si parla di dragaggi. Teoricamente qui in agosto dovrà partire il dragaggio della riviera del Brenta, ma è un qualche cosa che chiediamo, io dico da 20 anni, cioè ci abbiamo messo 20 anni per arrivare ad avere un dragaggio della riviera del Brenta. Presidente, abbiamo 70 governi cambiato, 70, siamo gli unici, non dico nel mondo ma in Europa sì. Nel 2026, con tutti i soldi che sono arrivati, perché prima l'Europa è cattiva, brutta, però quando ci dai i soldi è la più bella del mondo e prendiamo tutto. Tanto prendiamo tutto, poi vediamo. Il problema è che non vediamo le cose che sono anni che si chiedono, che si urlano, specialmente dalle persone e delle associazioni di categoria, dei presidenti, che non vengono fatte. Allora lei sta dicendo non abbiamo le foto ma le avremo, perciò lo inviteremo ancora, ma le farò vedere perché le scaricheremo in qualche maniera oggi. Le scaricheremo con i nostri perché io uso un bravo capitano, ma questo è un'altra cosa. Ed è vero perché la tecnologia non è proprio una cosa così facile. Quello che non si riesce a capire, ma cosa paghiamo fino adesso sti politici a fare cosa? Perché non è che vanno a casa con 600 o 1000 euro. Noi li paghiamo per fare il bene del paese, del territorio, per dare sviluppo a quella che è anche la creatività. Qui abbiamo un giovane, abbiamo un chef gelataio che spiegherà questa passione che hanno i giovani. Però non è mica così semplice rimanere nel mercato. Non è mica così semplice partire e fare una partita IVA. Non è mica semplice avere una concorrenza spietata e avere cose di prima qualità, dare il gelato artigianale, farlo bene, perché quando lo mangi senti, cioè è inutile, artigianale, dopo te mangi e ti dice sta roba cosa sea.
che non ho mica capito, che ha tutti i gusti uguali, sembra il vino, no? Sono andata su una cantina una volta, mi fanno assaggiare uno, e a tutti uguali, ho detto, non ho capito niente. Ecco, vai in gelateria, prendi vari gusti, ti senti artigianale e dopo sei tutti compagni. Allora, cos'è per un giovane, dopo aver sentito anche questo presidente che sta spiegando che da anni chiedono il bene del paese, questo turista che quando viene in Italia si innamora, siamo il più bel paese del mondo, il giardino del mondo, questa creatività specialmente sul cibo, sui prodotti, qualsiasi cosa facciamo ci riusciamo. Però dopo c'è la burocrazia, i tempi, i costi. Prego, cosa vuoi dire Simone Denardi? Ma niente, dico che comunque il gelato è un prodotto italiano e come tale non ha una traduzione letterale. Il gelato è gelato, non è ice cream, non è ice, è gelato, il gelato è gelato. È un prodotto che nella sua semplicità è comunque complesso perché bisogna saper rispettare e valorizzare le materie prime che si utilizzano, che si vanno a cercare nel territorio. E dico anche comunque che non basta oggi sei idraulico e domani sei gelatiere perché chiami le aziende e gli dici io vedo il business, apriamo la gelateria, sì, ti mando tutte le buste pronte, taglia la busta, butta in macchina. Ascoltate bene, Gelato artigianale scritto in grande fuori e che bon che l'è. Non è proprio così, cioè è un alimento il gelato, per cui bisogna studiarlo, bisogna conoscerlo, bisogna avere un'idea. L'artigiano è un artista, l'artigiano è un artista. Un creativo? Assolutamente sì, per cui bisogna avere un'idea, non bisogna seguire l'industria, non bisogna... Com'è nata questa passione, Simone? Ma diciamo che è nata un po' per caso, perché io sarei perito meccanico. E per una serie di motivi mi sono trovato a frequentare la scuola di Gualtiero Marchesi, rettore, dove era rettore, l'Alma a Colorno, a Parma, la scuola di pasticceria. E da lì, per una questione mia di riscatto, di voglia di fare, ho capito che dovevo mettermi in proprio per conto mio. E la gelateria mi ha permesso di farlo senza rischiare troppo, perché comunque non sono figlio d'arte. I miei genitori, uno è operaio, l'altro adesso è in pensione, mia mamma lavora nel pubblico e quindi c'è il posto fisso, il contratto, io ho il contratto a tempo indeterminato e ho scelto di mettermi in partita IVA, con il rischio che poi c'era stato il Covid e quant'altro, ma va bene così. Però Simone, dimostri che se ci credi, che sai che dentro di te puoi farcela, riesci ad arrivare, con fatica, ma riesci ad arrivare. E quanto importante è stato magari anche il supporto della famiglia, se non una famiglia molto benestante, dice vabbè, ti accontento, fai, ma sai che devi fare forza sulle tue forze, perché quella la mia e non devo neanche deluderli, perché certo. Sono il figlio creativo, perciò io so che ce la posso fare. Sentiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al signore che si intende del Parco del Sile. Presidente Toninato, sì. Allora, io abito nell'ambito del Parco del Sile, nei confini tra Treviso e Silea. Una volta c'era un signore qua vicino a casa, che adesso è morto, che tagliava le rive dal ponticello, diciamo all'altezza dei Mulini Mandelli, fino alla centrale. Le rive si poteva mangiare. Venga a vedere adesso come sono prese. È stato anche piantato delle piante di noci, faceva tutto. È stato vietato dalle guardie del parco e gli stavano dando anche facendo una denuncia. Allora, se lasciassero gli abitanti che si curano il suo pezzo, diciamo, fronte casa, non ci sarebbe questo degrado. Se viene adesso ci sono i rami degli alberi che invadono la sede stradale.
Dunque, i pedoni devono camminare in centro della strada, le biciclette non possono perché si grattano tutte con le rami che vengono sulla strada. Noi andiamo con la macchina e andiamo a ricorrere che magari di strisciare tutta la fiancata. Ma è un degrado. E poi c'era una barca di un certo signor vecchiatto, che lo conoscevo, che tagliava ogni mese tagliava tutte le erbe. E non c'era questo sporco. Venga a vedere adesso in che condizioni sono. Grazie, arrivederci e buona giornata. Guarda Nadia, io ti devo ringraziare sempre per quello che hai detto e soprattutto che hai nominato questa persona che ho avuto la fortuna di conoscere, il grande Gino, che lui partiva dal ponte della Gobba con la sua barchetta e puliva tutto il fiume, destra e sinistra. Poi si è fatto aiutare dal figlio, piccolino, ecco qua. Il figlio ha avuto la passione del papà. Quando il papà non ce la faceva più, era il figlio che puliva. Poi, come dice Nadia, è successo che non si poteva più fare. Anzi, veramente ha rischiato grosso, perché qualcuno lo voleva multare. Ma io dico che abbiamo i 5 sensi, ma a questi amministratori gli manca il buon senso, però. Perché io capisco che il mondo va avanti, ci sono, ma che abbiamo enti da tutte le parti che paghiamo perché non sia gratis, e nessuno dice cosa prendono. Io lo so, ma non lo dico, sennò a casa diventa matti, meglio che non lo dica, che non prendono 500 euro. E ci troviamo in queste condizioni, coi cittadini che se anche segnalano, prima di riuscire a risolvere il problema, passa mesi se non anni, perché tutti passano il cerino. Cade l'albero, di chi è la colpa? Ah sì, bisogna vedere. E allora iniziamo il giro dell'occa, per ritornare sempre al stesso punto. Ma non è ora di dire basta, Presidente. Quando voi andate adesso, io ho sempre detto che ci vuole aria fresca anche in Regione, perché un fiato di cambiamento il fa anche bene, secondo me. Ogni tanto, dopo 30 anni, 20, insomma, un fiato di aria fresca ci vuole, a mio avviso. Perché abbiamo anche tante persone brave, tante persone anche preparate. Non è che ne sia uno solo de bravo, cioè che ne siete bravi in giro, Però ci ritroviamo che con la burocrazia, come diceva anche Spiega, è difficile perché devi compilare fogli su fogli, marche da bollo e poi vedere se riesci anche ad arrivare al dunque. Allora, cosa chiederebbe alla politica adesso, come lei ha ringraziato e ha fatto bene perché si dà da fare, è anche giusto dire i nomi, bisogna anche dire però qui che non ha fatto niente, perché fino adesso sono stati strapagati e dopo, fra 4 anni, prossimo anno, vanno in pensione con 4 anni, 6 mesi, un giorno. No, perché bisogna dirle tutte queste cose. Allora, sveglia Veneti, qua serve anche a questo, a svegliare i Veneti un po', Prego, Presidente. Ma allora intanto ti ringrazio per questo assist che mi hai dato. Allora, ovviamente condivido quello che ha detto la signora, perché quando era l'autonomia territoriale, che il Vecchiotto andava a tagliare alghe, andava a sfalciare rive e robe funzionava, e poi, come giustamente ha detto, adesso se ti permetti di tagliare una rama di un albero ti viene multato pesantemente. Io credo che la cosa principale che deve fare questa amministrazione oggi della Regione Veneto è chiarire le competenze di chi deve fare e di chi non deve fare, perché tutt'oggi siamo nell'ambito dove non si sa mai di chi è la competenza di un intervento. Ti faccio un esempio, Mirella. L'altro giorno l'assessore Bisato in centro a Padova, telefonino, selfie, perché stavano sfalciando l'isola Memmia del Prato della Valle. Allora io, che sono il presidente, che scrivo: sì, va bene, ok, avete sfalciato l'isola Memmia, ma quando è che andate a sfalciare il Piovego, che sono anni che lo lasciate in abbandono? Allora sono stato giustamente attaccato da chi, ovviamente, ma come ti permetti di sparare sulla Croce Rossa, di dire a Bisato che deve sfalciare il Piovego? Non è il comune il competente, ma è la Regione Veneto. No, sbagliato, tanto che gli ho detto: guarda che devi un attimo informarti, si deve studiare prima di parlare, perché fatalità, l'ambito padovano è di competenza del comune di Padova. Il comune di Padova dice: no, noi non siamo competenti del genio civile, no, noi non siamo competenti di infrastrutture venete, no, non siamo... Hai capito, Mirella? C'è questo continuo rimbalzare le competenze. Che cosa si traduce? Sul nulla di fatto. Cioè,
tutti danno la colpa a qualcun altro, ma di fatto sono 20 anni che non tagliamo le alghe sul Piovego, di fatto sono 20 anni, 40 anni, 50 anni che non si draga il canale Brenta. Allora, una cosa che dobbiamo assolutamente a Stefani, tu che sei amica del nostro presidente, che ogni tanto lo ospiti. No, mica no, lo conosco. Non lo ospiti mai in trasmissione? Sì, è venuto Perfetto, allora una delle cose che deve fare il nostro presidente è soprattutto di definire le competenze di intervento su chi deve fare e su chi non deve fare. Guarda, solo risolvere l'ambito di competenza siamo già avanti, che non abbiamo un'idea. Solo dire chi deve fare le cose, perché oggi il fatto che non si conoscano queste realtà ti crea quel limbo di incertezza che non sai mai con chi te la devi prendere. Purtroppo. E questa è una grande perdita che noi stiamo subendo. Il cittadino subisce questa cosa, quindi noi dobbiamo, queste trasmissioni devono essere utili anche per svegliare i veneti a trovare delle soluzioni. Io vengo qua per trovare delle soluzioni, non per lamentarmi. Ti ho detto, non voglio fare polemica, voglio trovare delle soluzioni. Ma non è questione di polemica. No, perché poi ti dicono che sei un polemico. Ma non è questione, è che dici le cose come stanno, punto. Dobbiamo trovare non è soluzioni. Che noi abbiamo detto delle cose per far polemica, noi abbiamo dato numeri, abbiamo dato nomi a queste situazioni che sono insostenibili ormai, questa è la verità, sono insostenibili e poi si lamentano se i giovani dicono attenzione, l'ambiente dovrebbe essere anche il nostro futuro, noi ci teniamo all'ambiente, sono loro che protestano per l'ambiente, io non vedo i diversamente giovani a protestare per l'ambiente perché sanno che il futuro loro è fatto anche di ambiente e che ambiente si ritrovano. Perché noi abbiamo la fortuna di aver visto qualcosa, loro non vedranno più niente se funziona così e continuerà a funzionare così. Abbiamo Anna Paola da Vittorio Veneto. Ciao Anna Paola. No, sono Paola Maria. Ah, Paola Maria, ho sbagliato. Ecco. Ciao Paola Maria. Allora, buongiorno Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Allora, secondo me manca moltissimo il senso civico e c'è tantissima ignoranza. Predichiamo che vogliamo la terra bene, la vogliamo pulita, la vogliamo di qua, la vogliamo di là, però alla fin fine nessuno fa niente, parlo personalmente. Scusate. Dunque, secondo me, io vedo quel che vedo, lo sporco basta che sia fuori di casa, che siano le immondizie, che sia la fognatura, che siano le acque nere, che sia tutto quel che non va bene, tutto fuori dalla propria proprietà. Io non so, Mirella, se è perché in Belgio io sono nata lì, quindi la situazione era diversa. Ognuno puliva e lavava il pezzo di marciapiede al di fuori della proprietà, per la polvere del carbone, per tutto quanto. Ogni settimana bisognava lavare, pulire e scopare, tirar su tutto. E poi un'altra cosa. I fiumi venivano, sappiamo che gli Ardeni sono demaniali e venivano spalzati una volta e venivano tagliati gli alberi che potevano impedire l'acqua nel suo corso. Adesso queste cose non si fanno più. Addirittura ho visto ancora durante dei grandi nubifragi quei grandi rotoli di fieno ammassati vicino al fiume, poi viene giù la piena e queste ruote di fieno che vanno a finire dentro nel fiume e che fanno una diga. Praticamente l'acqua si alza e travolge tutto. Allora, io non so se sono fuori, se sono sbagliata o che, ma io pulisco all'interno nella mia proprietà e ho un bel pezzo di giardino e anche di orto e pulisco anche di fuori. Addirittura mi prendono in giro perché porto via il lavoro agli operatori ecologici. Da me, nel mio tratto di strada, non c'è un filo d'erba perché la tolgo, non ci sono foglie, non c'è niente perché raccolgo ogni mattina lo sporco che arriva dagli altri, perché se da me non ce ne arriva dagli altri. E ancora vengo preso in giro perché mi dicono sono cose che devono fare gli altri. Allora a questo punto facciamo tanto la festa per la raccolta delle sporcizie e tutto quanto nel mare, ma si sa che dal torrente le sporcizie arrivano al fiume, dal fiume arrivano al mare, poi vanno a farsi il bagno nel mare
con tutta sta schifezza qua, ma dove siamo? Dove siamo? Grazie Paola Maria, grazie della telefonata, tanto è vero che ho avuto la Simeonato che fa parte di Plastic Free, cosa ha raccontato che raccolgono quando fanno, lei poi la fa tutti i giorni, dice Mirella è una cosa vergognosa quello che raccolgo tutti i giorni, questo è un cambiamento culturale che dobbiamo fare tutti, anche se devo dire la verità che di passi avanti si sono fatti, perché se andate anche in giro, anche soprattutto nelle campagne, è pulito, cioè tengono bene anche l'esterno. Il problema dopo è quello che non puoi fare più di tanto, perché sennò veramente vieni sanzionato. È questo il grande problema, che hanno tolto anche la possibilità a costo zero, poi perché non è che andassimo a chiedere soldi, di pulire magari questo, perché si passano il cerino, tocca a te, tocca a me, tocca a me. Allora, questo turista che arriva, visto che abbiamo parlato di turismo, questo gelato, io non so, ma vi dicevo prima a Simone Denardi che vedo le gelaterie stracolme, sarà il caldo, sarà, però questa voglia di gelato è enorme. Il turista cosa chiede? A proposito di gelati, i gusti che vanno per la maggiore. Ma sicuramente quelli che rappresentano un po' anche il territorio, perché come dicevo prima, un fior di latte con un latte locale, di stalle locali, una panna grassa, buona, che sa di pascolo, che sa di latte, sono comunque prodotti introvabili, ci sono ma vanno scovati. Quindi il turista va in cerca di quello che rappresenta anche il territorio, quindi la stracciatella o per esempio io utilizzo anche una marena, che è una marena selvatica di Cantiano, che viene sciroppata, non è dolce, viene sciroppata a bassa temperatura, quindi rimane fresca e acidula. Ma cosa costa un cono di gelato? Allora, costa, ma è giusto che costi, nel senso che come la pizza margherita fatta con determinati ingredienti costa X, da una parte costa X, da una parte costa Y. Anche il fatto che adesso vedo spesso che le gelaterie tendono a unificare i prezzi e allora alziamo, non alziamo, ma cosa alziamo o non alziamo? Io faccio i conti con il mio food cost, se ho un prodotto che vale e è giusto che io non guardo quando faccio la spesa, guardo che sia buono. Dopo, in base al food cost, decido il prezzo finale. Se è troppo, cerco di calmierarlo, ma devo dargli un prezzo al prodotto che faccio, perché se è un prodotto di qualità, di conseguenza deve avere il suo prezzo. Sono perfettamente d'accordo, mangio una pallina invece di mangiarne tre, esatto, ma la mangio veramente buona. Assolutamente. E ti ringrazio di averlo detto. E il turista è attento a questo o guarda più il prezzo? Il turista non guarda il prezzo, guarda più la qualità. Guarda molto di più la qualità, guarda il gusto, guarda l'esperienza, il servizio. Il prezzo è una cosa abbastanza personale, perché se uno è abituato a mangiare bene non guarda il prezzo di quello che mangia, se il contrario invece magari preferisce spendere meno. Noi diciamo che guardano tanto il prezzo, stanno là, noi entriamo, loro invece prima di entrare controlla tutto qua, magari il gelato è diverso perché è una cosa, è un dolce, è qualcosa che... Il gelato all'estero costa di più, costa molto di più, costa quasi anche il doppio. Tu vai a Londra, in America, in alcune parti d'Europa, costa veramente tanto. Non so se è valorizzato di più perché è prodotto italiano, che poi viene fatto da chi? Sicuramente non dagli italiani, però come il prodotto italiano fa moda, allora subito a esporre la bandiera italiana e la gente, oh qua c'è l'italiano, allora si mangia bene e allora si alza il prezzo e va bene così. No, è giusto capirle anche queste cose. Sentite, è un prodotto buono, ecco, se io lo faccio buono lo devi anche pagare di più, però ricordati che il mio cono costa molto meno che se lo vai a mangiare da un'altra parte, di sicuro non sarà neanche quel cono che offri tu. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io adesso vado fuori dal coro, però tornando sempre allo stesso discorso che avete parlato prima. Allora io mi riallaccio alla signora, quella del Belgio, non mi ricordo il nome, ecco. E praticamente io dico una cosa, ho sentito ultimamente sui telegiornali, forse anche voi, che molta gente ha fatto dei mutui per andare in ferie, in vacanza, a tutti i costi. Quindi mutui a tutti i costi.
Cosa vuol dire questo? Che se ne accorgeranno adesso quando pagheranno lo scotto. Intanto si divertono, poi quando pagheranno lo scotto per 4 anni, perché dovranno sì o no a risanare questo mutuo che hanno fatto. Benissimo. Allora, cosa voglio dire con questo discorso? Voglio dire che per andare in ferie i soldi ci sono, per fare la differenziata tutti se ne sbattono i cosiddetti. Allora, vi sembra una cosa normale in questo mondo? Io non farò mai un mutuo per andare in ferie. Io se ci vado, e se no per me va bene lo stesso. Le ferie me le posso fare anche a casa senza fare mutui insulsi che non c'entrano niente. Ma siccome che oggi è diventato spettacolo, no? Dare spettacolo coi telefonini, io sono in Spagna, quell'altro si fa vedere più bello, è una gara dove praticamente uno va nel posto più bello dell'altro. Ok? Ed è come per dire che anche per la strada c'è quello che ha il macchinone più grande e l'altro lo vuole avere ancora più grande. Ecco, questa è diventato l'Italia. Uno vuole superare l'altro. Attendo vostre risposte e buona giornata. Beh, non mi sembra, sai, che sia così, visto che tu segui la trasmissione, gli addetti ai lavori, che sono gli albergatori, le associazioni di categoria, hanno detto proprio l'incontrario. Intanto non si fanno più 2 settimane, ma si fanno un weekend, si fa un venerdì, sabato e domenica. E gli ombrelloni e gli sdrai vanno deserti perché vanno nella spiaggia libera o vanno a fare giri in bicicletta perché i costi sono aumentati. Non so che numero hai tu dei mutui, che le persone hanno fatto i mutui per andare in ferie. Io dico sempre che bisogna avere dei numeri giusti prima di dire, perché sennò se spari nel mucchio sembra che tutti facciano il mutuo per andare in ferie. Guarda, non è così e i banchi alimentari lo dimostrano, le persone povere che abbiamo, il problema è che non fanno notizia, non ne parla. Ecco, noi adesso vedremo autostrade piene, bollino rosso, l'altro giorno abbiamo sentito bollino nero, poi ti intervistavano quelli che guidavano e non hanno trovato traffico, tutto tranquillo, e avevamo sentito appena bollino nero su tutte le autostrade, ma non è che abbiamo intervistato una persona, abbiamo intervistato diverse persone e tutto sommato pensavo peggio, tranquillo. Ecco, quello di far vedere le cose che funzionano anche se non funzionano, che non è vero. Dati che non sai da chi vengono dati, e così vale per le elezioni, per tutto, e cresce e cale, poi alla fine vedremo quando veramente si andrà a votare. Ma soprattutto questo, mettere la maschera a quello che è veramente necessario, ed è necessario parlare di infrastrutture però che servono. Siamo circondati dall'acqua e non riusciamo neanche ad arrivare da Treviso a Jesolo con il battello, perché scusa, sarebbe anche bello, no? Invece di prendere la macchina e di fare la terza e quarta corsia vado in ferie e invece di prendere il treno prendo il battello, perché abbiamo delle realtà che ci permetterebbero, solo che non abbiamo fatto. Si chiama Litoranea Veneta, è meravigliosa. È meravigliosa, certo. Però non abbiamo fatto le infrastrutture acqua per fare questo, dobbiamo fermarci perché più in là non possiamo andare. Allora, Presidente, cosa vuole dire stamattina? Visto la bellezza del territorio, queste acque bellissime con le fogne dentro, ma va tutto bene, bisogna fare qualcos'altro. Allora, abbiamo fatto dei passi in avanti, e bisogna dire la verità, ci sono stati fatti dei lavori infrastrutturali importantissimi. Volevo appunto dirti, ti ricordi che l'anno scorso ero venuto per il ponte di Rosolina? Certo. E volevo dirti che quest'anno, il 28 di marzo, il ponte è stato alzato per la prima volta e quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti sulla infrastrutturazione delle acque interne. Ponte che sta per essere completato e che dovrebbe essere messo in regolare funzionamento a partire da fine settembre, primi di ottobre di quest'anno, per essere totalmente funzionale per l'anno prossimo. Quindi stiamo facendo dei grandi lavori di miglioramento del sistema idraulico del territorio. Hai parlato di Litoranea Veneta, si sta lavorando anche lungo la Litoranea Veneta. La Lisa De Berti era una delle massime promotrici del ripristino della navigazione sulla Litoranea Veneta. Sono stati fatti dei lavori importanti sulle conche, sui ponti. Ponte Spano a Jesolo è stato reso sollevabile, apribile, era stato fermo per tipo 10 anni. Insomma, abbiamo fatto dei grandi lavori, sono stati fatti dei lavori alla conca di Intestatura, vengono fatti dei lavori al Ponte Spano, cioè abbiamo fatto fare con Unione Navigazione e Assonautica e le relazioni appunto che abbiamo come associazioni con il territorio, con la regione, dei grandi interventi. Ovvio che i lavori da fare sono tantissimi, cioè c'è stato veramente un abbandono per troppi anni di tutto il sistema. Quindi quando tu abbandoni una via d'acqua per così tanto tempo,
Non è semplice. Non è semplice. Io mi sto confrontando come Assonautica anche con la provincia di Vicenza. Sono stato a maggio a parlare con l'assessore in provincia di Vicenza perché noi vogliamo riportare la navigazione fino a Vicenza lungo il Bacchiglione. Ti ricordo che i burci, i barconi navigavano da Vicenza, c'era il porto a Vicenza e si stava appunto parlando di ripristinare quelle che sono le vie d'acqua. Non dimentichiamo che la Francia, che è qui vicino, ha 18.000 km di vie d'acqua navigabili. Fate senza per fuoco? Eh sì, appunto. Vabbè, ma questo è un altro discorso. No, perché se bisogna fare delle cose importanti anche in caso di incendi, certo. Scusa Presidente. Sì, vabbè, ma io non posso parlare... Che noi altri, no, va bene, ma bisogna anche dire la grande Francia, però quando succede un incendio neanche lei non è in grado di gestire la situazione. Anche loro hanno i loro problemi da gestire, cioè, non è che sono infallibili i francesi, io sto parlando di acqua. Loro a livello di acqua hanno una rete fluviale molto più importante della nostra. Noi siamo sugli 800 km oggi in Veneto. Si vuole dare una entità territoriale. Ti ricordo che Padova città d'acque fino al 1960, poi abbiamo avuto il sindaco Crescente illuminato, un luminare della intelligenza, ha tombinato tutti i canali interni. Cioè io ieri sera ero a Treviso, ieri sera sono andato a vedere un concerto a Treviso, io a Treviso ero un pezzettino che non ci venivo e io amo Treviso perché il rapporto che c'è tra la città e l'acqua è qualcosa di meraviglioso, cioè è imprescindibile. Si vede l'affetto, l'amore che ha la città di Treviso sulle proprie acque, è chiaro, limpido come il sole. Padova invece ha avuto un altro modo di interpretare le acque, altresì Vicenza, cioè il Bacchiglione l'abbiamo sempre visto come un fiume che esonda le piene, problemi. Poi invece ce ne rendiamo conto che la manutenzione, il mantenimento e quant'altro potrebbero essere dei patrimoni infiniti territoriali. Un importante elemento che ti volevo portare a parlare oggi, siccità e il fiume Po. Non so se vi state rendendo conto di come siamo messi sul Po. L'abbiamo visto. Abbiamo un cuneo salino che ormai supera Ferrara, supera Ponte Lago Scuro. Abbiamo una situazione climatica devastante, abbiamo una totale mancanza di mitigazione ambientale data dalle acque che evaporano del fiume Po. Il Po ha una secca incredibile, abbiamo vissuto la secca del 2022, stiamo rivivendo la secca del 2026, ma non abbiamo, e ti parlo non di Veneto, di Stato, avuto la visione di capire cosa fare per mitigare il problema. Se va avanti così, la pianura padana, 42 o 43 mila chilometri quadrati, è l'area più inquinata dell'Europa. Tra Bruxelles e pianura, se tu guardi le foto satellitari... ma lo sappiamo, lo diciamo sempre. Allora io perché ti parlo di acqua? Perché noi da sempre come Assonautica, come Unione Navigazione, visto che sono in entrambe queste due importantissime realtà di gestione delle acque, di associazioni sul tema acque, da sempre noi portiamo avanti la politica che bisogna investire sull'uso delle acque a livello trasporto merci commerciale. Perché ti dico questo? Perché dobbiamo delocalizzare questa tonnellata, queste migliaia di camion che ogni giorno partono da Trieste e arrivano a Milano lungo l'A4. Cioè noi dobbiamo puntare su questo tipo di mobilità sostenibile diversa. Per due motivi: primo, l'inquinamento; secondo, trovare delle soluzioni per il fiume Po. Oggi abbiamo un fiume Po che è totalmente innavigabile. A Isola Bianca oggi abbiamo 40 centimetri d'acqua. 40 centimetri così. Cioè non naviga neanche una canoa fra poco, fa fatica a navigare la canoa. Cosa facciamo? Cioè, tu hai detto una cosa giustissima prima, PNRR. Avevamo degli elementi strutturali da poter guardare avanti, avevamo più e più interventi da fare sul territorio per migliorare questa situazione, ma purtroppo, ahimè, abbiamo fatto poco niente. Pensate, Mirella, che sono stati investiti 371 milioni sulla rinaturalizzazione del fiume Po. Partito da Parma, pensate, i cavatori hanno portato avanti questo progetto, finanziato dal PNRR. Cosa sta facendo questo progetto? Il nulla cosmico. Prima o dopo ci diranno dove sono andati a finire questi soldi che hanno impiegato e quelli che dovremo restituire, perché se non presentiamo i progetti in tempo dobbiamo restituire questi soldi, attenzione. Io credo che dobbiamo restituirli tutti, anche quelli che ci stanno dando, che stiamo investendo, perché è un prestito il PNRR, quindi stiamo indebitando le nostre famiglie per i secoli. Quelli a fondo perduto e quelli invece da restituire. Simone Denardi, tu cosa vuoi dire? Ecco, come questa politica anche molto lontana dal mondo dell'artigianato,
i nostri meravigliosi artigiani, ne abbiamo veramente pochi. Queste multinazionali che stanno uccidendo questa creatività che era proprio fatta dell'artigiano. Io ricordo sempre, Simone, che eravamo la quarta potenza al mondo e non c'erano le multinazionali. C'erano i lavoratori che sono tutti artigiani, operai, commercianti, piccoli e medi imprenditori, sono loro che hanno fatto l'Italia grande nel mondo, eravamo quarta potenza mondiale. Cosa vuoi dire tu da giovane? Ecco, cos'è che vorresti dire alla politica, visto che adesso la politica dice vi ascoltiamo, siamo qui pronti, vi daremo fondi, importante tenere la sedia, non perderla mai, questo è molto importante. Tu cosa vorresti dire invece che ti alzi al mattino, che vai a cercare il prodotto di qualità, poi devi stare attento perché se alzo troppo il prezzo non riesco a venderlo, ecco gli affitti, tutte queste tasse che si devono pagare per avere poi cosa in cambio? Ma in questo momento la politica non mi rappresenta in nessun partito, nessun progetto, niente. Mi dedico al lavoro, ho 2 bambini da dar da mangiare, quindi... Visto che i giovani non fanno figli, stavolta ne trovo uno che fa i figli, meglio anche dirlo. Sì, uno ha 5 anni, la bimba adesso ha 5 mesi e quindi sì, adesso sto cercando di ripristinare l'equilibrio tra casa e lavoro, dove prima ero sempre al lavoro, adesso devo essere anche più a casa e quindi devo togliere tempo al lavoro. Togliere tempo al lavoro non è facile perché io ho bisogno del lavoro e la mia attività ha bisogno di me per andare avanti. E se devi prendere e assumere una persona, com'è la storia? Ma ho bisogno non faccio niente senza il personale. Io ho aperto la terza gelateria quest'anno, la terza in un piccolo paesino, Refrontolo, e saluto i concittadini che stanno guardando. Anche legandomi al progetto del PNRR del comune di Refrontolo. Quindi in questo caso la piccola istituzione comunale con lei c'è stata una sinergia. Hai capito? E aprendo una piccola gelateria nel comune di 1700 abitanti, ovviamente non è un investimento che uno farebbe mai, perché dici, la gelateria ha bisogno di grandi volumi, vendendo palline a €1,90, €2, quello che è, capirai che hai bisogno della coda fissa tutto il giorno per rientrare di macchinari, cioè una macchina da gelato costa €40.000, sì. Quindi i banchi, ci sono spese sul freddo. Non vai in banca, sì. I banchi non vai in banca. I banchi vai in banca, ma poi tocca tornare indietro con gli interessi. Hai capito perché lo dico? Ecco, anche sì. Queste banche molto lontane da quella che è. Perché tutti ti danno soldi, ma alla fine quando vai a chiederli non è proprio così. Per andare in vacanza te li danno. Sì, te li danno per andare in vacanza, bella questa Presidente. Ecco, quella cosa che ti fa arrabbiare di più qual è, ad esempio, proprio a livello di lavoro? Ma in realtà tutto mi fa arrabbiare, anche queste cose qua, il fatto che non c'è una chiarezza su chi deve fare cosa, perché è un problema generalizzato, perché se anche tu chiami un ospedale o chiami qualcuno è tutto un passacarte e veramente non sai che pesci pigliare, per cui, ma questo è generalizzato un po' su tutto. Secondo te questa tecnologia vi aiuta anche prima si parlava appunto di questi cellulari, saperli usare, gli ordini che arrivano, ecco come funziona anche per quanto riguarda appunto un'attività? Sì, sicuramente aiuta perché la giornata è di 24 ore e quella non ci si scappa da quella, per cui la tecnologia, attraverso la tecnologia si riesce a recuperare del tempo in alcuni ambiti, per esempio la tracciabilità, per esempio il cartello degli ingredienti, si possono avere una gestione interna di magazzino, di produzione, anche essendo dislocato, che ti permette di evitare gli errori, gli sprechi e essere molto più efficiente ed efficace nel lavoro e nello sfruttare il tempo. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato Simone Denardi, Fingusto Gelato.
Anna Maria da Rovigo, vai Anna Maria. Dai, allora, io sono Santinato Anna Maria, non mi vergogno di dirlo, ma Rovigo, il comune di Rovigo è ora che si vergogna, perché con tutti quei colombi che mi gira sopra la testa, cacche dappertutto, è ora che si vergogna, perché li ho chiamato comune, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, tutti, e nessuno non mi ascolta, mi chiudono il telefono, è ora che si vergognano. E che venga a sistemarmi il tetto, perché è tutto rovinato, perché il tetto era nuovo, cioè il coso, quello che va giù l'acqua, perfino quella che mi va sopra, mi hanno chiuso tutto con la cacca dei colombi. Chi si vergogna e devono subito venire a sistemare, perché li metto dappertutto. Va bene? Grazie, buongiorno. Ciao cara Anna Maria, come sentiamo le persone sono veramente arrabbiate, ecco, perché a me dessero anche delle informazioni, perché ci sono quei colombi finti che funzionano tantissimo, ad esempio. Ecco, io li ho visti ed è vero che funzionano, i colombi si spostano, ecco, delle informazioni anche utili invece di buttare giù il telefono, perché fa una rabbia quando ti buttano il telefono oppure non rispondono al telefono, cioè sono pagati per questo. È come ieri una signora che mi diceva che ha preso appuntamento all'Agenzia delle Entrate, è andata là e mancava la documentazione. Ma ha detto, ma nessuno mi ha detto cosa dovevo portare, io ho detto cosa dovevo fare, ma nessuno mi ha detto porti la documentazione che serve, sono loro che devono dirmi cosa devo portare. Nessuno mi ha detto niente, sì che adesso devo prendere un altro appuntamento, perdere un'altra giornata di lavoro, ma può funzionare così, mi ha detto. Ho detto sì che può funzionare così, perché funziona così. Ecco, tanto qual è il problema? A chi ti rivolgi? Cosa fai? Come dice giustamente Anna Maria, chi è che ti ascolta? Anzi, disturbi, perché è vero che diventa un disturbo, il reclamo, ecco, il rimprovero che fa, diventa un disturbo per qualcuno, invece bisogna disturbare. Perché il tuo tempo non ha costo. Esatto, bravissimo. Tu perdi una giornata di lavoro, problemi tuoi. È un problema tuo, non è un problema mio. Orari ridotti, perché sono orari ridotti dove tu devi fare i salti mortali per arrivare, perché non è che siano aperti tutto il giorno, sono orari anche ridotti, allora io mi domando dove poi sono persone anche giustamente che hanno bisogno di risposte immediate, anche qua bisogna che qualcuno intervenga perché così non si può andare avanti. Presidente, come ti saluta? Ci salutiamo, che ti manderò le foto, così sì. avrai l'occasione di far vedere queste foto che ho. Col Presidente che le commenterà. Ho voluto cercare di dire la situazione, però vedere con gli occhi, occhio non vede, cuore non duole, occhio vede, cuore duole. Quindi voglio farvi duolere il cuore facendovi vedere quello che vi ho detto a voce oggi. Io vi saluto dicendovi che sono sempre stato un grande sognatore e non smetterò di sognare per le alghe, per la porracchia, per il guano dei colombi. Io continuerò a sognare, sono come lui, un grande sognatore, perché per fare certe cose ci devi credere oltre ogni limite. La fortuna del Veneto che ha sempre avuto dei grandi sognatori, no? E dispiace vedere i ragazzi che sono un po' disinnamorati del sistema. Leggevo oggi un articolo sul giornale della politica che si sta allontanando, i ragazzi si stanno allontanando dalla politica. Io dico per forza ci allontaniamo dalla politica, perché lui l'ha appena detto, non si sente rappresentato da nessuno, ha detto. E quando tu non ti senti rappresentato da nessuno e sei padrone di te stesso, che ha detto giustamente ho 2 bambini, 5 mesi, 5 anni, cioè questo ti fa capire che lui ha un obiettivo, tirare grandi bambini e portare avanti la sua azienda. 3 gelaterie, complimenti, bravo. Per far capire che oggi qualcuno che ci crede le cose le fa lo stesso. Facciamo una fatica enorme però per farle, perché se ci togliessero il 50-60% della burocrazia, hai una vaga idea di quante gelaterie lui potrebbe fare, quanti dipendenti potrebbe assumere, pagare, far lavorare, perché è tutta una ruota. Se la mia azienda funziona, io assumo, investo, produco, prolifero, do da lavorare, creo sistema. Noi lavoriamo nel turismo, ogni volta che muovo gente, io muovo guide, ristoranti, ville, alberghi, pullman, taxi, cioè provate a pensare
il mondo che c'è dietro, il back office che ci sta dietro ad un prodotto turistico. Non è gita in barca, non è navigare, è tutto il contesto. C'è uno studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia che ha calcolato appunto, questo l'ha fatto l'Elisa De Berti, grazie Elisa, sei stata molto brava, ha fatto fare uno studio all'università per capire quanti soldi investiti sull'acqua, sui fiumi, sarebbe stato il ritorno economico territoriale. 1 a 5. Cioè provate a pensare cosa significa trovare le giuste leve di investire nel giusto modo nel nostro territorio. Poi parliamo sempre solo di Venezia, io mi sono innamorato di Treviso ieri sera, abbiamo dei territori che sono meravigliosi e puntiamo sempre sulle solite robe. Noi abbiamo un territorio troppo bello per meritarcelo, questa è la verità. E quindi dobbiamo, da grande sognatore, anzi da grandi sognatori, noi non ci fermiamo, andiamo avanti. E allora, visto che siamo sognatori, andiamo a vedere questo piano navigazione Acque Padova. Era il 31 luglio del 2025 che abbiamo visto questo piano. Andiamo a vedere il video. Padova città d'acqua con i suoi fiumi e canali che attraversano gli angoli più belli, un valore aggiunto che ora viene a sua volta valorizzato grazie all'approvazione in Consiglio Comunale di un piano della navigazione interna che ha un duplice obiettivo: rafforzare l'identità storica della città e incentivare le attività economiche e turistiche. Padova ha un afflusso di oltre 30.000 turisti l'anno attraverso i vettori dei battelli che dai vari itinerari turistici fluviali poi possono convogliare a Padova, attraccare nei nostri spazi e quindi poi raggiungere anche le mete turistiche padovane, i nostri principali monumenti, musei e luoghi intorno alle acque. Con il piano delle acque approvato noi vogliamo sviluppare proprio questo settore. Il piano individua nei canali interni una serie di spazi acque distinti in 3 categorie principali: turistico-commerciali per amatori e associazioni e pubblici per garantire sbarchi e imbarchi dei turisti. Tante le associazioni e gli appassionati che in questi anni hanno saputo far apprezzare con gite, progetti educativi e sportivi i canali della città che si uniscono in una rete navigabile. Il Consiglio Comunale di Padova ha già adottato il piano che ora sarà oggetto di osservazioni pubbliche. Poi il documento sarà mandato in regione, da qui l'appello a sbloccare una situazione in stallo per un vecchio decreto regio. Un'interpretazione di una norma regia fa classificare dagli uffici regionali i nostri canali interni come canali non navigabili. Questa è una mazzata a tutto il comparto di aziende e società che lavorano sul turismo, è una mazzata per le attività amatoriali, culturali che si svolgono nei nostri fiumi, è un colpo anche per una città che ha nelle sue acque un elemento molto caratteristico, insomma immaginatevi la Specola e altri luoghi della città che perdono, diciamo, della sua vitalità legate al corso dei fiumi. Quindi noi abbiamo chiesto di superare questo vulnus. Non è colpa mia, è colpa di qualcun altro, si parlava prima e il Cerino ritorna. Adesso dice il sindaco Michalizzi che è diventato consigliere regionale, potrà fare le giuste interlocuzioni regionali, non solo per chiarire quel regio decreto che non è proprio come ha detto lui, non è che non sia navigabile. La gestione delle acque non è di competenza della Regione Veneto, è sempre una questione di competenze. Quindi da consigliere regionale, caro Andrea, ti auguro di trovare subito una soluzione per Padova, ma soprattutto di trovare le risorse per fare sfalciare tutte quelle alghe che sono all'interno della città di Padova, che Mirella metterà in rete nei prossimi giorni, perché voglio che vediate com'è la situazione. No, a settembre, perché adesso vuoi in ferie fra poco. A settembre? Allora, telespettatori, agosto no, niente alghe agosto. Fatevi un fiocco sul fazzoletto, a settembre tutte le foto di Padova, di Battaglia e dei nostri canali. Simone, come ci saluti, Simone Denardi? Ecco, con quale messaggio vuoi lasciare qui a Sveglia Veneti? Beh, intanto che invito a tutti di mangiare tanto gelato, perché è un prodotto che fa bene, inserito in una dieta sana ed equilibrata, fa bene al corpo, allo spirito, perché tante volte uno dice sono a dieta, sono ingrasso, sono a dieta, ma tante volte è proprio il fatto di essere a dieta che ti fa ingrassare, nel senso lo stress
te sgionfa con lo stress. Mangia una bella pallina del gelato è un che antistress. ti torna il sorriso, Esatto. La mente si raffredda, perciò l'ira cala. Esatto, e dico comunque di acculturarsi un attimo, chiedere come si va a fare la spesa leggendo le etichette degli ingredienti. Leggete gli ingredienti anche delle varie preparazioni di gelato, così, o chiedete ma quanto zucchero c'è, ma quanti grassi ci sono, ma che grassi ci sono, ma come lo produci, come lo lavori, e allora là salta fuori chi sa davvero, chi conosce davvero il proprio Le prodotto. risposte che ricevi. E quindi buon gelato a tutti. Grazie anche a Simone Denardi, chef gelatieri, di essere stato con noi. Pubblicità. E dopo Brescia, Padova, Treviso, Refrontolo vi porto a Napoli. Vedi Napoli e poi muori, dicono. Con il nostro grandissimo ospite che è l'avvocato Gabriele Meluso. Buongiorno avvocato, mi dispiace per l'attesa, ma i temi sono talmente tanti, le telefonate, grazie veramente. Allora, con l'avvocato Meluso parleremo di monopattini. Ma come avvocato? Ci tolgono i monopattini perché mettono il casco, perché mettono la targa, la sicurezza, e poi ci mettono delle biciclette che vanno a 60 all'ora. E allora come la mettiamo? Prego avvocato, cosa ci racconta? Lei è presidente Assoutenti APS, prego. Innanzitutto buongiorno. Vi ho seguito e siete molto, molto bravi, molto carini, e vi faccio i miei complimenti. Grazie. Per stare pancia a terra alle tematiche di tutti i giorni di noi consumatori e delle persone che sono a casa. Quindi il mio primo ringraziamento e applauso va alla conduttrice, che con un linguaggio semplice riesce ad arrivare diretta ai problemi dei cittadini nella routine quotidiana che noi tutti, perché dico sempre che noi per 5-10 minuti al giorno siamo tutti consumatori, a prescindere dalla nostra professione, a prescindere dalle attività lavorative, se siamo mamma, papà, figli, e quindi a seconda anche dalla nostra, posso dire, condizione.
In più poi vorrei dire un'altra cosa, vedi Napoli e poi vivi. Togliamo questa cosa perché Napoli sta diventando sempre più bella e venitela a vedere il sud. Aspettiamo gli amici del nord, i nostri fratelli del nord a visitare Napoli perché è bellissima, come è bellissima anche la vostra regione. Tutta l'Italia è bella e ho visto prima che l'artigianato italiano è un'eccellenza del Made in Italy, quindi esportiamo il nostro prodotto genuino perché dove c'è la bandiera italiana effettivamente c'è qualità, però bisogna andare a vedere l'etichetta, a leggere bene l'etichetta e fare tutto quello che ci ha detto il maestro chef gelataio precedentemente. Ho seguito con molta attenzione. Per quanto riguarda i monopattini, bisogna dire che dal 16 luglio è entrato in vigore l'obbligo assicurativo per i monopattini. Già dal mese precedente c'era l'obbligo del contrassegno e qui sono nati i primi problemi perché le motorizzazioni civili provinciali sono completamente ingolfate perché abbiamo dei dati che ci dicono che in Italia circolano tra gli 800.000 e 1 milione di monopattini e in particolare i monopattini in sharing, quelli che noi utilizziamo tramite le app, 60.000. Le targhe rilasciate al 30 giugno, che era l'obbligo, erano 133.000. Ad oggi c'è stato un incremento di 20.000 targhe e quindi arriviamo a 160.000 targhe. E ce ne sono altrettante 20.000 in rilascio tramite appunto le motorizzazioni che sono un po' ingolfate. Le polizze attive su un monte di monopattini di 800.000 a 1 milione sono solo 60.000. Quindi le polizze che danno copertura al 16 luglio significa che oltre 700.000 monopattini sono fuori legge. Il costo medio della polizza prima dell'obbligo, quindi prima del 16 luglio, come detto e come dato diciamo, attraverso i comparatori online, era tra i 35 e i 55 euro, ma questa era una bufala, noi lo sapevamo. L'abbiamo detto anche all'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, e abbiamo detto guardate che stanno circolando una serie di polizze innanzitutto non collegate al contrassegno, perché se dobbiamo fare educazione di informazione dobbiamo dire che diffidate dalle compagnie assicurative che vi propongono delle polizze che non sono abbinate col contrassegno, altrimenti sono solo polizze personali per l'incolumità fisica ma non danno la copertura RC Auto. Invece la nostra indagine condotta vede che i prezzi sono tra i 100 e i 250 euro e qualche caso sempre limite è quello dei 516 euro rilevato al sud Italia. E qui c'è un dato importante, cioè significa che le compagnie hanno iniziato col piede sbagliato. Perché se vogliamo dare disparità tra nord e sud su un fenomeno che effettivamente all'anno zero non possiamo dare nessun tipo di indice di sinistrosità. Cioè se a sud siamo non tanto bravi a fare diciamo, attenzione ai sinistri e lo vedremo fra un anno, non di certo prima dell'entrata in vigore del 16 luglio per l'obbligo assicurativo. Tant'è vero che questo tema è stato oggetto di osservatorio da parte del MIMIT, cioè del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove noi associazioni a tutela dei consumatori riconosciute dal Codice del Consumo all'articolo 136 e 137 sediamo e rappresentiamo, ha stabilito una cosa molto importante. Non vi è l'indennizzo diretto in caso di sinistro patito o provocato da monopattino, cioè non paga la nostra assicurazione perché non abbiamo ancora ben chiaro quanto ammontano i danni procurati o arrecati con l'utilizzo del monopattino. Quindi attenzione, facciamo attenzione su questa cosa. Che cosa significa? Meno di 2 monopattini su 10 circolanti in Italia sono dotati di targa e quindi non è possibile ancora assicurare il mezzo come previsto dalla norma. E quindi chi circola sprovvisto di polizza e di contrassegno è importante perché ci sono dei costi di assicurazione e targa di non poco conto.
Che cosa possiamo dare come consiglio ai consumatori per assicurare un monopattino? Sicuramente di andare a confrontare i prezzi sui siti ufficiali del MIT, del Ministero dei Trasporti. E in particolare c'è un sito che è in via di definizione, che è quello di tuopreventivatore.com, un sito autorizzato proprio dal Ministero dei Trasporti, sul quale effettivamente, inserendo il proprio contrassegno, possiamo avere il prezzo effettivo e reale della polizza rispetto al nostro monopattino. Le sanzioni, bisogna stare attenti alle sanzioni, perché senza assicurazione o senza targa il consumatore, il cittadino sprovvisto di questi due elementi va incontro ad una sanzione pecuniaria da 100 a 400 euro. Però mi duole dire ancora una cosa molto grave, che è stata oggetto anche di un nostro comunicato stampa, tra l'altro ripreso dal giornale internazionale francese Le Figaro, e oggetto anche di una bella intervista che ho fatto per il Sole 24 Ore attraverso l'agenzia La Presse, nel quale comunicato abbiamo ribadito e ci è stato confermato anche da parte del ministro Salvini che il problema più grande rispetto alla sanzione, rispetto al contrassegno, che sono comunque l'assicurazione, che sono momenti fisiologici dell'entrata in vigore di un nuovo obbligo, è quello che dal 2024 ad oggi non c'è la cultura di indossare il casco. Quindi questo è ancora un problema importante, è un problema che va affrontato, è un problema che riguarda l'educazione stradale, ma soprattutto la tutela della vita di ogni cittadino. Quindi dobbiamo innanzitutto trovare una soluzione affinché questo obbligo venga rispettato. E come lo facciamo noi? Come ci siamo imposti di poter dare? Facendo educazione stradale, sensibilizzando i più piccoli all'utilizzo corretto del monopattino. E poi c'è un problema fondamentale sullo sharing, perché lo sharing è poco controllato. Io mi metto anche nei panni delle aziende di sharing che hanno problematiche riferite all'igiene del caschetto, perché loro non possono garantire l'igiene del caschetto, ma possono garantire la tutela dell'incolumità fisica di chi utilizza il monopattino in sharing. E per questo stiamo collaborando con molte aziende, con alcune aziende, per consigliare che cosa? L'avvio dell'app che ci permette poi di utilizzare il monopattino, quello attraverso la fotografia del conducente, dell'utilizzatore del monopattino che indossa il casco. Quindi il monopattino diventa utilizzabile solo ed esclusivamente se si dimostra di indossare il casco, e c'è la possibilità di abbinamento tra casco e monopattino attraverso l'utilizzo di un semplice QR code riconoscibile dall'applicazione. Quindi il monopattino non parte fin quando non vi è l'utilizzo effettivo del casco. E quindi tuteliamo le persone anche dall'utilizzo in due del monopattino. Se girate per Roma, Milano, nelle grandi capitali d'Europa, molte persone ancora oggi viaggiano in due, violando la norma sulla disponibilità e sull'utilizzo del monopattino per una sola persona. Questa è l'introduzione all'argomento che era, dopo fare rispetto all'attività che ci sosteniamo di promuovere. Che cosa abbiamo fatto di più? Abbiamo fatto un'istanza all'IVASS, all'Istituto di Vigilanza, e abbiamo detto: fate attenzione alla vendita di queste polizze personali, perché molte persone sono truffate e quindi pensano di avere la copertura per il proprio monopattino, ma al primo posto di verifica da parte della Polizia Municipale verificheranno che non hanno la copertura. E in più sensibilizzare i corpi delle polizie municipali a dare seguito a questa norma, cioè di andare a fare le verifiche opportune, perché effettivamente c'è sempre più l'utilizzo del monopattino
e bisogna innanzitutto intervenire per un'educazione stradale corretta e quindi rispettare i sensi di marcia. Il più delle volte vediamo sfrecciare monopattini su marciapiedi, vediamo sfrecciare monopattini contro mano, e questo ne va dell'incolumità sia del conducente del motopattino ma anche di pedoni e di altri motoveicoli e autoveicoli. La ringrazio, Avvocato Meluso, per questa apertura che ha fatto sulla sicurezza. Vede, però c'è un problema. Una volta si diceva: mamma mia, vai al sud, guarda come si comportano, come corrono. Guardi che non ci facciamo mancare niente neanche qua adesso. Mi sa che sono venuti molto al sud, ecco, e hanno importato veramente tutto, perché veramente le regole del gioco sono cambiate. E come? In peggio, nessuno rispetta più niente. Ognuno esce di casa e fa le proprie regole, che sia il monopattino, che sia la bicicletta, che sia l'automobile, che sia il furgone, ognuno fa le proprie regole. In attesa che questi bambini crescono veramente con un cambiamento culturale, cosa facciamo di quelle persone che se ne infiscano delle leggi, della segnaletica, della velocità, dei mezzi che non si devono adoperare, avvocato, ai telefonini che si continua veramente, queste macchine che sembrano veramente dei cinematografi ormai, tutto segnalato. Capisce, avvocato, che da una parte vogliono toglierci, però dall'altra parte ti stuzzicano con degli strumenti all'interno anche delle macchine che veramente sono incredibili. Cosa dice, avvocato? Quando ci sarà questo cambiamento culturale? Perché il rispetto quando esci di casa tuo è il rispetto per gli altri. Prego. Guardi, le faccio sempre il solito racconto che faccio quando vado nelle scuole e provo a mettere il cosiddetto virus sano nella testa dei ragazzi che noi incontriamo, perché l'obiettivo è quello poi di raggiungere i genitori. Perché fin quando in una famiglia non si ha un sinistro, una perdita di un caro, effettivamente non si pensa che quella cosa può capitare a se stessi. Ma raccontando delle storie di bambini investiti da conducenti di monopattini o di ragazzi, di giovanissimi ragazzi di 12 anni, come ragazzo morto 12 anni l'anno scorso su un monopattino che sfrecciava a oltre 30 km/h, anche perché era diventato incontrollabile, fin quando non tocca la sensibilità di una famiglia nessuno ci crede e nessuno pensa che quella cosa può capitare a se stesso e ai propri cari. Quindi lo sforzo da fare all'interno delle proprie famiglie è capire proprio che può capitare a te. La cosa importante è prevenire mettendo al centro la sicurezza e mettendo al centro le regole, perché la cosa più importante è quella di iniziare il proprio percorso rispettando le regole. Facciamolo prima noi e poi proviamo a fare uno sforzo per far capire all'altro che ancora non si è messo in regola che quella cosa può capitare alla sua famiglia e che se un giorno la sua famiglia ha evitato una perdita è perché lui ha scelto di stare nelle regole. Questo è il racconto che noi facciamo quando facciamo sensibilizzazione e promozione sociale nelle scuole, dal nord al sud e in tutte le isole della nostra bella Italia. Quindi, con queste parole, avvocato, devo chiudere, ma la inviterò a settembre. Purtroppo questa mattina è andata così, ma la spero di rivederla a settembre. Ci racconteremo come è andata questa stagione estiva e soprattutto col comportamento che abbiamo tenuto sia noi che gli stranieri, perché dovremmo veramente fare tutti un passo indietro e rallentarci, non c'è niente da fare. Dobbiamo fare un cambiamento culturale rallentando i nostri impulsi quando usciamo di casa con questi mezzi che veramente anche a 30-40 all'ora possono essere veramente micidiali. Perciò grazie all'avvocato Gabriele Meluso, presidente Assuutenti, di essere stato con noi. Ci risentiamo, veramente grazie. Ci saluti Napoli, vedi Napoli e poi vivi. Mi piace questo slogan che adopereremo da oggi in poi, perché veramente è una delle più belle città d'Italia, veramente. Vedi Napoli e poi vivi. Grazie avvocato, buona giornata e andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Puoi andare al reparto giochi e prenderti i giochetti che ti piacciono tanto e tuo fratello ti segue.
Ciao mammina, eccoti qua. Ciao, voi siete, ok. Tu hai 4 bimbi, vero? Sì. Quanti anni? 14, 8, 7 e 5, questo più piccolo. Bene. Tu non sai che oggi c'è una sorpresa per te? Che la Mirella ha pensato anche ai tuoi bimbi, che sono 4. No. Sì, cara mia. Sai che noi pensiamo sempre a voi. Questa è una signora che ha tanti anni che viene al Banco Solidale. Ha 4 ragazzi minorenni. Quanti anni? 14, 8, 7 e 5. Il più piccolo, che noi abbiamo visto, lo sbirulino, ha un problema. Che problema ha il bimbo? È nato senza ozigomi, le ossa al viso. È nato senza le ossa al viso? Sì, e la mandibola è un po' più indietro. E perciò ha bisogno di essere curato e di essere aiutato questo bimbo. Però lavora solo tuo marito, tu non lavori, ed è faticoso tirare avanti, se no non sarebbero qui al Banco Solidale. Però lei è una buona mamma, è una mamma che segue anche molto i suoi bambini, i suoi ragazzi, ed è giusto aiutare queste mamme che sono in forte difficoltà. Cos'è per te il Banco Solidale, mammina? È un aiuto in più, diciamo. E quanto importante è avere un Banco Solidale? Tanto, perché diciamo ce la facciamo a dare da mangiare ai bambini, ma qua si dà un po' di più quando ti manca. Diciamo non arrivi con il stipendio fino alla fine non ci arrivi. Del mese, perché ci sono le bollette, la scuola, l'asilo. Ascolta, io so che tu mi hai fatto una richiesta per tuo figlio, quello più grandino. Vuoi le scarpe? Perché eri senza scarpe, giusto? Sì, sì. E allora ti dico, sono arrivate anche le scarpe che adesso prenderò. Ti piacciono? Sì. Sono belle? Sì. Nuove? Allora provale che vediamo se abbiamo indovinato la misura. Ringraziamo questa signora che ha portato queste bellissime scarpe nuove per questo ragazzo che non poteva permettersi le scarpe perché, come avete sentito, la mamma è dura con 4 ragazzi, è un stipendio solo che entra. Però bene, tesoro? Sì. Prova a venire in piedi. No, perché loro pure sono nuove, vanno sempre bene, ma io controllo. Vieni in piedi. Proviamo. Wow, batti a 5. Che fondo. Sei contento? Sì. Cosa vuoi dire a questa signora? Grazie per le scarpe. Allora, e non è finita qua, mamma. Ecco qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Eccolo qua. Sei emozionata? Sì, tanto. È un bel regalo. Sì, grazie. Voi dovete sapere che lei ha perso la mamma pochi giorni fa, perciò pensate anche quanto dura è per lei, ecco, però c'è questa famiglia che ti aiuta. Un bel regalo di Natale. È un bel regalo di Natale, vero? Grazie mille. Ascolta, allora io penso che ti serviva tanto perché, come hai detto tu, sono sempre tante cose da pagare e questo è veramente un aiuto concreto che la grande famiglia di Rete Veneta alle famiglie in difficoltà, alle brave famiglie e soprattutto alle brave mamme che aiutano. Allora adesso facciamo la borsa della spesa. Legumi. Eccolo qua. Anche quello sono tanto in famiglia. Ecco qua. Biscotti, aspetta. Allora io ti dico ciao, ci vediamo la prossima settimana e su col morale, va bene? Ciao carissimo, ciao. Ciao. Sei contento? Sì. Cosa mi fai vedere? Quello che hai fatto a scuola? Che bella! Cos'è? Una candela. Una candela bellissima.
bravissimo, l'avete fatto a scuola? Oh, che bravo che sei stato, guardate che bella che è. Guardate cosa ha fatto il nostro sbirulino. Ma sei proprio bravo, complimenti. Io ringrazio questa grandissima famiglia. È Natale, è dicembre, pensate quante persone io devo aiutare, però grazie a voi ce la farò anche quest'anno. Ciao.